Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui per la nostra videoconferenza per il 13° Darwin Day che ogni anno l'Ateneo Veneto organizza in collaborazione con l'UAR di Venezia, Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, con l'Università di Padova, con l'Università Ca' Foscari di Venezia, con il professor Benedetti dell'Università di Padova e con il professor Polizzi dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Quest'anno il tema che è stato scelto è, diciamo così, molto attuale anche per la richiesta delle scuole. Abbiamo con noi, credo, 150 studenti delle scuole medie e superiori di Venezia. E ringrazio soprattutto fin dall'inizio gli insegnanti che hanno coordinato questa giornata e vi leggo immediatamente, vi porto i saluti del presidente dell'Ateneo Veneto, Giampaolo Scalante, che purtroppo questa mattina non può essere con noi. Però volevo ricordarvi subito che questa conferenza viene registrata e poi verrà distribuita a tutti i soci dell'Ateneo Veneto, dell'UAR e delle varie scuole quando ne faranno richiesta. Sarà, diciamo così, nel sito YouTube dell'Ateneo Veneto. Allora vi presento la mattinata che poi entrerà nel merito, verrà senz'altro presentata meglio dal professor Benedetti e dal professor Polizzi. A me interessa sottolineare il titolo Pandemie e vaccini, due punti, ieri, oggi e domani. Quindi abbiamo un momento diacronico che spero che il professor Corbellini sarà particolarmente efficace, soprattutto per quanto riguarda il Novecento, perché senz'altro potremo cominciare dalla peste di Atene, ma penso che il Novecento sia senz'altro più che sufficiente. Allora, il professor Gilberto Corbellini, di Storia della Medicina, Università La Sapienza di Roma, ci parlerà di vaccinazioni, vaccini, psicologia sociale nella storia. Due punti. Perché Darwin è importante. Ecco, non dimentichiamo che siamo all'interno di una manifestazione che viene organizzata tutti gli anni in queste date di febbraio in onore di Charles Darwin. Secondo intervento del professor Stefano Vella, medico, infettivologo, professore di salute globale, Università La Cattolica di Roma. Il suo tema è prepararsi alle pandemie. Due punti, dalla peste al Covid-19. Tra un intervento e l'altro io ci metterei qualche domanda sia di professori sia degli studenti e anche nostra personale. Poi dopo le domande abbiamo Stefano Polizzi che ci presenterà Donata Columbro, che è un'esperta di comunicazione digitale, giornalista, la quale ci parlerà di la comunicazione dei dati durante la pandemia. Alla fine altre domande e risposte, discussione generale e ritorno subito, spero di essere stato chiaro, ritorno subito, ridò la parola a Piero Benedetti. Grazie. Allora, adesso io mi devo, come faccio a diventare io? Condividi schermo. Io ti vedo, Sì, sì, adesso io devo mettermi, ecco qua. Ecco qui, ecco qua, scusate, ecco. Buongiorno a tutti, non so se mi vedete, mi sentite? Sì? Allora, il tema di oggi, in questo anno di pandemia, non poteva non essere questo delle pandemie e dei vaccini. E non vi possiamo ospitare in questa sala meravigliosa dell'Ateneo Veneto, ma penso che comunque fare questa cosa in streaming forse potrà raggiungere più persone. La cosa importante di quest'anno è che abbiamo avuto l'onore di avere due ospiti, tre ospiti, ma in particolare per quanto riguarda i vaccini e le pandemie, Gilberto Corbellini, che vi presento, che è professore ordinario di storia della scienza e bioetica e collabora regolarmente da molto tempo con Sole 24 Ore,
è stato presidente dell'Associazione Lucia Coscioni ed è presidente della Fondazione Antonio Ruberti. Ha fondato una rivista che si chiama Darwin, non a caso, è stato membro del Comitato Nazionale di Bioetica ed è stato adesso da poco nominato direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Umane del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Gilberto è una persona che non solo è un filosofo, ma è uno che si è sporcato, dico sempre che si è sporcato le mani perché è uno che è stato in laboratorio, capito? E quindi sa esattamente di che cosa si tratta. E quindi direi che adesso presenterò anche Stefano Vella, che parlerà dopo Gilberto. È un medico clinico di formazione, ha lavorato moltissimi anni all'Istituto Superiore di Sanità, occupandosi soprattutto di AIDS. Dovete sapere che è stato tra i primi al mondo a disegnare i protocolli terapeutici per rendere meno letale il virus HIV. Il famoso cocktail è stato uno dei primi diciamo, a metterlo, a testarlo. È uno scienziato di fama internazionale ed è anche molto interessato alla divulgazione, a parlare a spargere un po' il pensiero scientifico in generale. E quindi con grande piacere do la parola prima a Gilberto e poi a Stefano. Ecco qua. Vi ringrazio della vostra attenzione. Allora, dunque adesso devo fare interrompi di condivisione schermo. Ecco, adesso perfetto. Adesso si vede lo schermo? Vede lo schermo e ti sentiamo. Ok, grazie. Allora, intanto grazie per l'invito e insomma come in quest'ultimo anno in alcune occasioni ho avuto modo anche di scrivere, penso che sia difficile o quantomeno limitante ragionare sulla pandemia in corso e anche sulle strategie per metterla sotto controllo ignorando Darwin. Quindi appunto mi fa piacere parlarne in questo contesto. Io parlerò, come mi è stato chiesto da Piero, in modo particolare di vaccini e anche qualcosa sulla percezione e la reazione sociali ai vaccini, ma devo dire, o quantomeno ritengo che sia necessario dire un paio di cose preliminarmente per far capire appunto l'importanza, l'attualità di Darwin, anche per come dire, fornire elementi di riflessione critica rispetto alla tragedia, al dramma nel quale ci troviamo immersi. Lo schermo che vedete qua è un modo, diciamo, per illustrare così le dinamiche che sono implicate e i protagonisti che sono implicati nelle malattie infettive e che sono alla base dei processi che poi portano le malattie infettive ad assumere delle fenomenologie epidemiche o pandemiche. Come vedete c'è diciamo, diciamo, all'interno di una linea, un ovale tratteggiato, ci sono alcuni protagonisti, ci sono alcuni fattori, elementi, alcuni determinanti, che sono quelli che modulano le manifestazioni delle malattie infettive e le loro dinamiche epidemiologiche. Abbiamo dei parassiti che hanno una loro biologia, abbiamo un ospite umano, qui ci interessano gli uomini e non gli altri animali, che ha delle sue altre caratteristiche biologiche che interagiscono con, come quantomeno sì, che interagiscono insomma, con il parassita nel momento in cui il parassita entra all'interno dell'ospite. Vi sono delle dinamiche, delle modalità di trasmissione di questi parassiti, sono dei serbatoi che sono diciamo animali all'interno dei quali dei parassiti si sviluppano per poi tracimare eventualmente nella specie umana. Ci sono dei vettori che spesso trasmettono questi parassiti, vettori fisici o biologici, e poi c'è un largo contesto, l'ambiente, che non è una cosa vaga. L'ambiente è fatto di clima, che può essere tropicale o temperato, di demografia. L'ambiente sono anche le attività umane, l'economia, le istituzioni, la cultura, le credenze che abbiamo, le leggi, la scienza, la medicina, eccetera. Ecco, tutto questo sistema, questo complesso sistema, non dobbiamo dimenticare che, volenti o nolenti, è sottoposto a dinamiche selettive di natura darwiniana. Uno dei più importanti microbiologi del Novecento, dopo qualche anno che stava circolando l'HIV, il virus HIV e l'AIDS, e che vedeva come i virologi e i medici ragionavano, gli infettivologi ragionavano
su questa pandemia, scrisse una serie di articoli tra la fine degli anni 80 e poi la fine degli anni 90, in cui diceva insomma che l'AIDS ci ha reso vigili verso nuovi virus, ma è curioso il fatto che la storiografia delle malattie epidemiche sia rimasta l'ultimo rifugio del concetto di creazione speciale. Cioè che in larga parte della storiografia e della riflessione epidemiologica sulle malattie infettive ignori il fatto che le malattie infettive sono dei processi evolutivi e che noi abbiamo bisogno di concetti evoluzionistici o evolutivi per capire l'emergenza di nuovi agenti infettivi, le minacce che questi rappresentano per l'uomo. In quegli anni, diciamo, si cominciava anche a capire perché la medicina, l'ambito medico, sia in ambito clinico ma anche in ambito sperimentale, fossero così, o comunque fossero relativamente refrattari a confrontarsi con il pensiero darwiniano o evoluzionistico. Perché? Se noi pensiamo a cosa dicono, diciamo, queste due figure sono una a sinistra che vedete è Charles Darwin, a destra è Pasteur, quindi Darwin, il padre, diciamo, della storia della biologia evoluzionistica, dell'approccio evoluzionista della biologia, dall'altra parte il padre, se così vogliamo dire, insieme ad altri, della medicina sperimentale. E quali sono? Come vedete, sono delle caratteristiche piuttosto diverse nel modo di pensare i fenomeni evolutivi in chiave darwiniana rispetto al modo in cui i medici ragionano. Darwin si interessava all'origine delle specie, era interessato alle cause remote, sapeva che gli organismi sono imperfetti, che come specie hanno una storia, noi oggi diremmo una memoria genomica che ne determina il funzionamento, che le variazioni, incluse le malattie, sono un fatto naturale. La selezione naturale non ha scopi, non promuove la salute, cioè non è che gli organismi, diciamo, più adatti, tra virgolette, sono quelli più in salute. La selezione naturale promuove solo il successo riproduttivo, anche a costo di sofferenze eventualmente e disagi. La selezione naturale non prevede il futuro e quindi noi ci portiamo appresso dei tratti che si sono diciamo, selezionati nell'ambiente dell'adattamento evolutivo e che oggi sono disfunzionali, come per esempio il nostro metabolismo in una società dove c'è un accesso così facile a calorie e a tutta una serie di altri fattori di rischio. E poi la teoria dell'evoluzione usa le teorie medico-scientifiche. Darwin era estremamente interessato alla medicina, diversamente dai fisiologi o da Pasteur, al quale non solo non importava nulla dell'evoluzione, ma pensava anche che la teoria di Darwin fosse sbagliata. Perché Pasteur e gli altri microbiologi si interessano alle origini delle malattie, non quindi delle specie o dei fattori evolutivi, si interessano alle cause prossime, quelle che si possono studiare in laboratorio, quelle che posso mettere e togliere per spiegare una fenomenologia, e gli agenti infettivi sono tipici. Prendo un animale d'esperimento, se gli inoculo il parassita e questo sviluppa la malattia date certe condizioni, posso aver spiegato, diciamo, il fattore eziologico di una determinata malattia. E non si preoccupano appunto delle cause genetiche. Gli organismi sono macchine per i medici progettate più o meno bene, quando si ammalano o non soddisfano vanno riparate. La medicina non si limita a curare la malattia ma promuove la salute. Gli effetti medico-sanitari degli interventi umani sono prevedibili, altrimenti se non sono prevedibili, come poi magari succede quando si ha a che fare con malattie cronico-degenerative o comunque con problemi legati a dei trattamenti, al trattamento o alla gestione di malattie complesse, si usa la statistica, cioè si usano le sperimentazioni cliniche per cercare di farsi luce in questi grovigli di problemi. Le teorie mediche possono prescindere, e infatti prescindono dalla teoria dell'evoluzione. La teoria dell'evoluzione non viene insegnata nelle scuole, nelle facoltà di medicina, e molti medici la ignorano completamente. Qui è Darwin che appunto già nel viaggio con il Beagle nel 1936 fa una serie di osservazioni medico-sanitarie sugli aborigeni, sulle malattie, diciamo, che loro contraggono a causa dell'arrivo
degli europei e che per loro sono devastanti, per esempio il morbillo, e che quindi insomma, vede declinare irreversibilmente queste comunità, e fa anche delle osservazioni su come la stessa malattia produca manifestazioni diverse in climi che sono diversi. Darwin leggeva regolarmente tutti i testi e tutte le scoperte relative al campo della medicina. In biologia, come diceva il famoso genetista Dobzhansky, nulla ha senso se non alla luce dell'evoluzione, ma poi c'è un punto che negli anni, a partire dagli anni 60, è diventato ancora più preciso questa affermazione. Questo è Gerald Edelman. Gerald Edelman ha avuto il premio Nobel nel 72 per aver descritto la struttura biochimica degli anticorpi, quindi era un immunologo. Dopo l'immunologia è passato alla embriologia e poi alla neurobiologia, e penso che sia stato lo scienziato, uno degli uomini, uno degli intellettuali, degli scienziati più influenti nella seconda metà del Novecento, che ha spiegato meglio il senso del modo di pensare darwiniano in diversi ambiti della ricerca biologica e medica. L'evoluzione, scriveva Edelman, funziona attraverso la selezione, non attraverso l'istruzione. Non esiste istruzione vera e propria nel mondo vivente, non ci sono cause finali, non c'è teleologia, non c'è scopo che guidi tutti questi processi. E andava oltre, perché diceva esistono dei sistemi biologici, per esempio appunto il sistema dell'ereditarietà, quindi il sistema che consente alle specie di adattarsi all'ambiente, il sistema immunitario, ma anche il sistema nervoso, che sono dotati di memoria, che evolvono e che sono sede di processi di tipo selettivo che hanno dei connotati che richiamano la selezione in senso darwiniano. I sistemi naturali in grado di apprendere dall'esperienza, dotati di memorie, che sanno far fronte a situazioni impreviste, usano meccanismi selettivi, cambiano ovviamente in unità di selezione, e l'acquisizione di nuove risposte adattative nei sistemi biologici è un processo di selezione analogo a quello scoperto da Darwin. Ci avviciniamo ai vaccini. Allora, i vaccini dipendono esattamente dal fatto che esiste, che ha avuto una lunga storia evolutiva, un sistema immunitario che ha un braccio innato, che ha una serie di cellule e di molecole che forniscono delle risposte cosiddette spontanee, naturali, che non sono specifiche, cioè che non vanno a mirare precisamente su una determinata specie di agente patogeno, che sono immediate e si scatenano in poche ore. E poi, a partire da 500 milioni di anni fa, arriva una risposta immunitaria che è stata chiamata adattativa, che è molto più sofisticata, lasciamo stare perché si è voluta, che è una storia più complicata, e che è una memoria che viene acquisita, cioè che viene appresa, che è specifica, cioè che mira precisamente a neutralizzare alcuni agenti patogeni e non altro, quindi se neutralizza o agisce contro il vaiolo, non agirà contro il colera piuttosto che contro l'influenza, e che è ritardata, cioè impiega un paio di settimane, a stabilirsi. Come vedete anche dalle vaccinazioni contro Covid, si fa una prima dose e poi dopo qualche settimana un richiamo, perché questo è esattamente il meccanismo attraverso il quale noi induciamo nel sistema immunitario una memoria. L'acquisizione di questa memoria, di questa immunità, può avvenire naturalmente, cioè quindi le persone, come descrive Tucidide nella guerra del Peloponneso, insomma le persone che si ammalavano della cosiddetta peste di Atene e guarivano, diventavano naturalmente immuni contro, contro esattamente quel tipo di infezione. Oppure artificialmente, che è quello che adesso vedremo che si fa con i vaccini. E naturalmente sia l'acquisizione naturale, sia quella artificiale, possono essere ottenute passivamente, cioè inoculando, trasferendo per esempio gli anticorpi dentro all'organismo, oppure attivamente, cioè inducendo appunto attraverso il contatto con l'agente patogeno la capacità di rispondere all'agente infettivo. Risposte immunitarie acquisite artificialmente in modo attivo sono le vaccinazioni. Le vaccinazioni, come dice una bella affermazione di un importante vaccinologo e biologo italiano che è morto qualche anno fa, Riccardo Cortese, che diceva sempre:
la vaccinazione consiste nel creare false memorie in un organismo, cioè noi facciamo credere a un organismo di avere conosciuto, aver avuto contatto con qualcosa che invece non ha mai visto e che però, diciamo, a quel punto riesce a riconoscere e a neutralizzare quando gli arriva veramente, diciamo, lo stimolo al quale deve rispondere. E questo avviene attraverso i processi di cui qui non mi so soffermare, che sono processi di selezione clonale molto complicati all'interno del sistema immunitario, ma il sistema immunitario è un sistema proprio incredibilmente, cioè la cosa che colpisce il sistema immunitario è che usa la logica darwiniana praticamente a diversi livelli e in diversi contesti. Questa slide vi fa vedere in sintesi, perché non possiamo parlare di tutti i vaccini, ma vi dà una sintesi di quella che è stata l'evoluzione della vaccinologia. Oggi, secondo l'OMS, sono in uso 27 vaccini contro le malattie trasmissibili. Tutta questa storia, come potete vedere, è iniziata prima ancora che noi sapessimo che le malattie infettive si contraggono, sono causate da agenti patogeni, perché da almeno diciamo un millennio, in Cina sicuramente intorno all'anno 1000, per esempio si era capito che le persone che contraevano una forma lieve, una forma di vaiolo lieve che si chiama Ala-Stream e che ha una mortalità dell'1%, potevano diventare immuni dal vaiolo umano, quello più grave, quello chiamato confluente, che invece ha una mortalità del 30%. E quindi si introduce e arriva in Europa intorno al 1723, si introduce anche in Europa questa pratica della variolazione, cioè quindi le persone venivano inoculate con una forma di vaiolo più lieve per proteggerle appunto contro una forma più grave. La vaccinazione vera e propria viene sviluppata da Jenner tra il 1796 e il 1798 e la vaccinazione consisteva nell'usare un vaiolo bovino, cioè una specie di vaiolo diverso che colpiva le vacche, per immunizzare appunto contro il vaiolo umano. E la vaccinazione che inizia in quella data, poi vedremo magari qualche passaggio, è stata diciamo una storia eroica della medicina per tutto il Novecento, davvero eroica, insomma, anche dal punto di vista delle reazioni sociali a questa pratica, ma ha diciamo consentito alla fine di sradicare il vaiolo, e l'ultimo caso è stato nel 1777. Poi entra in gioco Pasteur, che abbiamo visto prima. Pasteur diciamo, riesce a sviluppare nel 1884-85 il primo vaccino artificialmente attenuato, cioè lui attenua il virus, anche se non sapeva minimamente cosa fosse in quel momento, ma pensava che fosse un agente patogeno, riesce ad attenuare il virus della rabbia e quindi a creare appunto il primo vaccino umano artificialmente attenuato, perché gli altri erano forme naturalmente attenuate. E da questo momento comincia una storia, diciamo, molto, molto, come dire, interessante, ricca di ingegnosità, ricca di strategie, anche con qualche incidente, insomma, grave, e vediamo arrivare i vaccini che vengono inattivati, cioè quindi i vaccini che usano, diciamo, degli agenti che sono stati uccisi, poi dei vaccini che utilizzano delle forme alterate di tossine, il vaccino antidifterico e quello antitetanico, poi utilizzano i polisaccaridi dell'agente patogeno e via via diciamo sviluppano usano tutta una serie di caratteristiche, di tecnologie, come per esempio quando entra in gioco il DNA ricombinante per ricombinare appunto, per inserire all'interno di eventuali vettori le caratteristiche antigeniche, cioè le caratteristiche dei patogeni che devono essere riconosciute dagli anticorpi del sistema immunitario, e si arriva fino diciamo all'ultima generazione di vaccini, quella in corso, quella basata sugli mRNA sintetici, che sono quelli che sono utilizzati per 2 almeno vaccini che sono utilizzati contro Covid. Come vedete, questo è un processo, diciamo, che si sviluppa durante tutto il Novecento, e tenete conto di una cosa che è estremamente interessante, che
quali sono le basi fisiologiche del sistema immunitario lo si comincia a capire negli anni 60, ma negli anni 60 noi abbiamo già la produzione di diversi vaccini, quindi le modalità attraverso cui venivano prodotti i vaccini erano sostanzialmente delle modalità non basate sulla conoscenza della biologia e dell'agente patogeno, ma in realtà su delle manipolazioni che diventavano possibili, come esempio quando vengono introdotte le colture cellulari, e quindi per poi sperimentalmente andare a trovare e andare a testare appunto i preparati che potevano essere più immunogenici. Questa è una storia, una timeline che vi racconto un po' cosa è successo con il vaiolo. Non entriamo nel merito, però il vaiolo è un punto estremamente interessante, una storia estremamente interessante, perché voi dovete pensare che per tutto l'Ottocento principalmente la vaccinazione antivaiolosa veniva fatta trasferendo del pus del braccio di una persona, cioè quindi coltivando il vaiolo direttamente sull'uomo, con il serio problema che trasferendo quel pus si trasferivano anche delle malattie, insomma, ed era tutt'altro che sicuro e pulito. E quando, diciamo, vengono introdotte le nuove tecnologie, diciamo, che migliorano un po' la qualità del vaccino, questo comunque viene prodotto sulla pelle dei vitelli, o poi viene tenuto in glicerina, e poi tutta una serie di tecnologie che piano piano, diciamo, consentiranno all'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una complessa, diciamo, decisione anche di natura politica, nel momento in cui c'è la guerra fredda nel mondo, di natura politica, di lanciare la campagna di eradicazione del vaiolo che porterà a un successo. Il vaiolo è l'unica malattia infettiva, no, a parte la peste bovina, è l'unica malattia infettiva che è stata sradicata, e la ragione per cui si è riusciti a sradicarla sono anche abbastanza particolari e specifiche, cioè il vaiolo aveva un tasso di trasmissione, cioè questo famoso R con 0, R con T piuttosto basso, e allo stesso tempo non aveva dei serbatoi animali, è una malattia che colpiva solo l'uomo, quindi se si riusciva a circoscrivere, diciamo, efficacemente i contagiati, si riusciva a farlo. Ci sono state diverse fasi, diciamo, importanti, diciamo, svolte importanti nella storia delle vaccinazioni. Diciamo, queste sono soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, anche se di vaccini se ne sono stati fatti anche prima. Il primo vaccino combinato, per esempio, di difterite, pertosse e tetano, che diventa disponibile nel 1948 e che poi viene sviluppato in una versione acellulare, diciamo, dagli anni 90, con meno reazioni avverse, ha avuto un impatto sulla diffusione delle difterite, delle pertosse e del tetano, e quelli che erano poi gli effetti diciamo, epidemiologici di queste malattie veramente notevoli. Così come è stato un fatto, diciamo, anche questo abbastanza eroico, quello legato alla conquista della poliomielite, cioè con la competizione tra Jonas Salk e Albert Sabin per lo sviluppo dei loro vaccini, con una grande attività di organizzazioni filantropiche negli Stati Uniti, che sono quelli che furono quelle che finanziarono la ricerca, e quindi nel 1953 il primo vaccino di Salk inattivato, e poi Sabin con il vaccino attenuato. Il vaccino Sabin risultò subito più efficace quando i casi erano numerosi, e tra l'altro ricordiamo che il vaccino Salk fu il primo vaccino per il quale fu fatta una sperimentazione clinica, anche se poi ci furono alcuni incidenti, ma qui non ci interessano. E poi non si può dimenticare questa figura, questo personaggio straordinario della vaccinologia, che fu Maurice Hilleman, che sviluppò durante la sua attività tra la metà degli anni 50 e gli anni 80 la bellezza di 40 vaccini, e si calcola che i suoi vaccini abbiano salvato 8 milioni di vite all'anno, e tra questi, diciamo, il vaccino contro l'influenza asiatica, morbillo, parotite, rosolia, epatite A, B, eccetera. E poi fu quello che inventò il vaccino
trivalente contro morbillo, paratite e rosolia. Ricordiamo anche, così en passant, visto che parliamo sempre molto di quanto sia stata rapida la messa a punto del vaccino contro il Covid, che Hillman è quello che detiene il record finora imbattuto di rapidità di messa a punto di un vaccino. Tra aprile e ottobre 57 Hillman isolò il virus dell'influenza asiatica e ottenne la produzione di 40 milioni di dosi dalle industrie negli Stati Uniti, e quindi 5 mesi, diciamo, sono il tempo che lui impiegò per sviluppare quel vaccino, e risultò, diciamo così, efficace che la Merck, una delle più grosse industrie farmaceutiche, immediatamente lo assunse e rimase a lavorare da loro e a sviluppare altri vaccini per diversi decenni. Andiamo rapidamente verso la parte, diciamo, finale di questa relazione. Allora, quando arrivano gli agenti infettivi all'interno di una popolazione, si producono delle dinamiche che sono abbastanza, diciamo, tra virgolette, deterministiche. Una osservazione storica, una sorta di esperimento naturale, è sicuramente quello dell'epidemia di morbillo nelle isole Faroe, cioè che si trovano tra la Gran Bretagna e l'Islanda. È un'esperienza molto citata, perché è da lì che gli epidemiologi cominciano a pensare in termini, diciamo, statistico quantitativi le dinamiche che sottostanno alle epidemie. Nelle isole Faroe c'erano 8.000 abitanti circa, se ne ammalarono 6.100, con 500 morti circa, e si vide che quelli che erano stati infettati da una precedente epidemia del 1781 in genere non si ammalavano, ma soprattutto si vide che la epidemia si spegneva spontaneamente. E quindi è venuto fuori negli anni successivi, da parte di studiosi quantitativi delle epidemie, il concetto che per mantenersi delle epidemie devono avere una certa densità, cioè devono avere un certo numero che è critico per ogni malattia, di persone suscettibili, e via via che i suscettibili vengono sostituiti dagli immuni, le epidemie possono lentamente estinguersi. Voi sentite spesso anche in questo caso con l'uso dei vaccini parlare della immunità di gregge, ed effettivamente, insomma, l'immunità di gregge, siamo sempre nel campo appunto delle risposte immunitarie, l'immunità di gregge, diciamo, è sostanzialmente quella soglia necessaria per una popolazione, dato un certo agente patogeno con un numero di riproduzione fondamentale, che è indispensabile per ottenere, diciamo, lo spegnimento dell'epidemia, e quindi varia appunto per diversi agenti patogeni. Non si sa bene quale sia per Covid-19 o SARS-CoV-2, ma si stima che sia intorno al 70%. Il morbillo è quello che, diciamo, richiede la copertura più alta, che è intorno al 95%, cioè richiede di vaccinare almeno un 95% di popolazione, anche se poi, diciamo, sulla herd immunity, sulla cosiddetta immunità di gregge, diciamo, ci sono diverse popolazioni, diverse posizioni e alcune discussioni anche criticamente molto interessanti. Voi avete tutti sentito parlare di uno dei fenomeni darwiniani più conosciuti, e che forse, diciamo, è stato a un certo punto la prova finale che l'evoluzione biologica avviene nei modi darwiniani, e cioè la resistenza agli antibiotici. Cioè i batteri acquisiscono attraverso una serie di processi che sono tipicamente darwiniani, mutazione e selezione, acquisiscono la resistenza ai diversi antibiotici che noi utilizziamo. Ma perché i batteri acquisiscono queste resistenze agli antimalarici e i farmaci acquisiscono queste resistenze, e invece i vaccini apparentemente non le acquisiscono? A parte il fatto che non è vero, perché sono alcuni vaccini, soprattutto animali, che danno luogo, insomma, in cui è stata descritta questa resistenza, però i vaccini possono evitare l'evoluzione microbica, cioè possono evitare il fatto che una popolazione di microbi dentro all'ospite evolva
con caratteristiche come quelle delle varianti di cui sentiamo parlare tutti i giorni, che poi diventano resistenti al vaccino perché cambiano il profilo antigenico, cioè cambiano le caratteristiche, quindi non sono più riconosciute dagli anticorpi stimolati dai vaccini. Ecco, i vaccini che evitano l'evoluzione microbica sono quelli che impediscono al patogeno di superare la soglia critica di popolazione all'interno del ospite e che inducono la sintesi di più anticorpi cross-reattivi, cioè non di un anticorpo tipo quelli monoclonali che vanno a colpire soltanto una configurazione molecolare, ma che siano cross-reattivi, cioè che colpiscano più profili antigenici del parassita. Insomma, quindi sono dinamiche estremamente complesse, estremamente articolate, verso le quali noi, diciamo, i medici a volte vanno con degli approcci che invece sembrano un po' meccanicistici piuttosto che ritagliati effettivamente sulla configurazione della biologia in corso. Ed eccoci all'ultima parte. Ma come furono accolte le vaccinazioni? Perché ci sono così tanti problemi apparentemente con le vaccinazioni nel mondo occidentale soprattutto? Beh, insomma, quando arrivarono le vaccinazioni di Jenner, certo non furono accolti a braccia aperte. Jenner non fu immediatamente e anche per molto tempo era considerata una persona, insomma, pericolosa, che andava, come dire, come vedete alla vostra destra, che andava a praticare una operazione che trasformava le persone in animali. Infatti era chiamata anche bestializzazione. Uno dei più importanti filosofi nella storia del pensiero, che è Immanuel Kant, a cui noi ci rivolgiamo sempre, spesso, insomma, per avere consigli sull'etica. Kant era un profondo antivaccinista e diceva che appunto erano processi che bestializzavano le persone, oltre al fatto che erano rischiosi, che non andavano assolutamente fatti. Come vedete anche in questa slide, insomma, qui abbiamo la vacca con le sue pustole a cui vengono dati da mangiare ai bambini. Questa era la propaganda antivaccinista dei primi dell'Ottocento e che è andata avanti, per esempio, in Gran Bretagna ancora durante tutto l'Ottocento. La Gran Bretagna ha avuto diverse legislazioni che hanno cercato di modulare la reazione sociale nei riguardi delle vaccinazioni. Nel 1940 introducono una vaccinazione universale gratuita e obbligatoria. Dopo vari tentativi, nel 1998 devono abolire l'obbligo, perché c'erano manifestazioni di piazza, perché c'era questa propaganda che descriveva il fenomeno della vaccinazione come una minaccia, come un rischio, come qualcosa, diciamo, di disgustoso da fare. E non è che le cose sono cambiate tantissimo. Io qui vi rappresento alcuni dei manifesti di propaganda che oggi, 2020, noi troviamo normalmente in rete, dove appunto le vaccinazioni sono descritte come qualcosa che causa, diciamo, delle malattie disgustose nelle persone, che inoculano nelle persone malattie disgustose, mentre chi non si vaccina sta bene ed è felice, o che associa la vaccinazione alla politica, insomma, con appunto i nazisti piuttosto che i comunisti che si schierano contro le vaccinazioni. Ma qui dovremmo dire due cose, ma non possiamo dire più di tanto. Cioè, noi sappiamo che possediamo una emozione fondamentale, che è quella del disgusto. Questa qualcuno di voi l'avrà riconosciuta e si trova, ed è una slide che è presa da Inside Out, un bellissimo film animato della Pixar, il disgusto, e che il disgusto serve a proteggere, è un tratto evolutivo, ha una base, diciamo, che è legata all'evoluzione darwiniana, proteggere dalle malattie, e che oggi viene stimolato anche contro le vaccinazioni, come abbiamo visto prima, perché tanto oggi le malattie, soprattutto malattie causate da agenti infettivi, ce ne sono poche, e quindi è anche più facile spostare l'attenzione e le reazioni di disgusto verso i vaccini. I vaccini che però, questo è un grafico che vi fa vedere che in realtà
in tutte le società occidentali, tranne alcune forse, tranne forse la Russia o forse anche la Francia in Europa, alcune altre, tranne quelle società, nelle maggiori società occidentali i vaccini sono abbastanza accettati. Sono abbastanza accettati, c'è una parte, diciamo, della società, cioè quindi c'è il 60-70% che li accetta, poi c'è un 20% circa che insomma è esitante, sostanzialmente esita, e se appena trova elementi per far emergere i dubbi ci si aggancia per rifiutare la vaccinazione, ma è anche, diciamo, questa posizione modificabile e fluttuante. E poi ci sono, diciamo, una minoranza che sta intorno al 5% della società, o che rifiutano completamente i vaccini per principio, o che sono dei cosiddetti negazionisti, cioè negano completamente che i vaccini servano a qualche cosa. E perché un numero fluttuante di... Ho finito? Devo finire? Scusa. Devo finire? Beh, no, sì. Cerca di arrivare a una conclusione, sì. Ok, vado alla conclusione. Perché un numero fluttuante di persone, secondo i luoghi dei tempi, non capisce le prove che i vaccini sono controllati per sicurezza ed efficacia? Perché le persone credono alle pseudoscienze e coltivano pregiudizi illogici e dannosi? Beh, qui Darwin, anche lui, ancora una volta, ci viene d'aiuto. Cioè, la selezione naturale non premia la conoscenza scientifica, non premia la razionalità, premia la sopravvivenza e la riproduzione. Cioè, noi non ci siamo selezionati evolutivamente per capire la teoria della relatività, la meccanica quantistica, piuttosto, diciamo, che usare la matematica. Ci siamo selezionati per, diciamo, riuscire ad avere un certo successo riproduttivo in alcuni contesti. Questa cosa è modificabile grazie alla plasticità del cervello, dove ancora una volta ci sono in gioco i meccanismi darwiniani, però non dimentichiamo, insomma, che noi siamo pieni di errori, noi siamo frutto di un disegno non intelligente, siamo pieni di difetti, e l'idea che invece siamo perfetti o che capiamo tutto o che sappiamo pensare le cose è veramente un bias di overconfidence, cioè, diciamo, di eccesso di sicurezza, che lo vediamo espresso molto spesso anche nelle discussioni, negli interventi in questa pandemia. Noi preferiamo di base pagare il biglietto per farci raccontare delle bugie rassicuranti piuttosto che delle verità sconvenienti. Siamo pieni di bias cognitivi, ma veramente pieni, e questi bias cognitivi funzionano pesantemente anche nel modo in cui rifiutiamo di usare i vaccini, cioè quindi dipendiamo in questi nostri giudizi dal bias di conferma, bias di sopravvivenza, correlazioni illusorie, incapacità di usare la probabilità, bias di omissione. Insomma, gli psicologi cognitivi ne hanno descritti 200 circa, e alcune decine, diciamo, sono tipicamente implicati nel modo attraverso cui i Novax, o chi è contrario alle vaccinazioni, diciamo, arriva a decidere o a fare ragionamenti completamente illogici, sbagliati, irrazionali in questo ambito. Quindi, insomma, sostanzialmente, se c'è una cosa verso cui noi tendenzialmente rischiamo di essere soprattutto immuni, e ovviamente esiste un'epidemia che è anche più grave, a mio parere, di quella di Covid-19, è l'immunità nei riguardi dei fatti. Grazie. Grazie tante, Gilberto. Mi sentite? Adesso... Grazie, applausi al professor Cordellini, grazie mille. Adesso, grazie a voi. Gilberto, se togli un attimo il tuo... Fatto. Ecco, direi che possiamo dare direttamente la parola a Stefano Vella, e poi facciamo le domande. Ok? Ciao. Va bene. Stefano, la palla sta a te. Vado? Vado. Vi farò fare una piccola galoppata tra le epidemie della storia. Aspetta che devo trovare il pulsantino per scerare lo schermo. Eccolo qua. Aspetta, Allora, lo vedete il mio schermino? Vediamo tutto. Benissimo. Vedete tutto. Bene. Vi metto un attimo in presentazione, provo, vediamo se funziona, a volte fa casino. Allora,
Grazie Gilberto, perché devo dire è stato molto utile sentirti, soprattutto perché hai toccato tanti pezzi che toccherò anche io, magari però più in un senso di storia delle grandi epidemie, veloce, una galoppata facciamo, però tanto siete tutti ragazzi svegli, preparati, sapete tutto, quindi andiamo veloci. Però ecco, per esempio, vi faccio vedere questa. Allora, questa diapositiva io la faccio vedere quando vado in Africa. Io lavoro in Etiopia generalmente, perché a loro gli fa piacere pensare che l'umanità è nata lì, no? Voi sapete, nella piana di Afar, lì è stata trovata Lucy, eccetera. E questa sarebbe come si è mossa l'umanità da quegli anni là. E lo faccio vedere un po' perché a loro fa piacere, ma anche per spiegare, lo faccio per spiegare quanto poi l'uomo sia legato si è sviluppato attraverso la mobilità, si è spostato, e molte delle nostre grandi epidemie sono legate a questo. C'è un filo rosso che lega le grandi epidemie al movimento degli umani, delle merci e della globalizzazione. Questa diapositiva carina sono tutte le grandi epidemie del passato, dalla peste di Giustiniano fino a oggi, al coronavirus che sta qua. E la grandezza di queste pallette sarebbero i morti delle varie, vedete come diciamo la smallpox, insomma. Diciamo che però una delle cose molto importanti da pensare sempre è che il numero dei morti va confrontato con la popolazione, cioè la peste di Giustiniano pare che abbia ucciso 100 milioni di persone, ma in realtà sulla Terra ce n'erano 200, ecco, no, per capirsi. Quindi è chiaro che alcune epidemie hanno fatto, anche la peste nera ha fatto 50 milioni di morti, e infatti le città erano spopolate perché a quei tempi non c'era tanta gente sulla Terra. E poi, adesso non vi dovete leggere questa storia, ma era soltanto per dire quanto poi tutte le grandi epidemie hanno avuto un impatto importante proprio, vediamo che impatto avrà questa qui, ma sulla storia, sulla storia. Cominciando dalla peste di Atene, che non si sa bene se fosse peste, vaiolo, cose del genere, ma insomma sicuramente pare che abbia avuto un impatto importante sulla guerra del Peloponneso, ecco, diciamo. Quindi questo almeno gli storici si divertono a raccontare questa cosa, ma anche la peste antonina pare che insomma obiettivamente abbia lavorato per mandare in rovina l'impero romano, perché certo tutti i soldati, tutti, quindi chiaramente c'è stato questo. E poi questa invece è la peste nera, che vedete però anche la peste nera ci ha messo poi un attimo a arrivare, perché noi adesso ci siamo preoccupati di quanto è stato veloce il Covid, ma anche la peste nera ha fatto pare che sia arrivata dall'Asia, e poi è sbarcata, il primo sbarco diciamo in Europa è stato a Messina, e poi rapidamente è andata ovunque, ha fatto un disastro, vabbè, è inutile che ci ricordiamo l'iconografia della peste, i libri, la letteratura, e anche a un certo punto c'è stata lì, Corbellini se lo sa bene, insomma c'è stata una specie di rivolta contro i medici, no? Perché i medici in realtà non la curavano, e quindi dicevano: ma tu che ci stai a fare? Ecco, no, questo lo dico perché ricorda tante cose. Ed è interessante anche come ha fatto veloce la peste a varcare gli oceani, ed è in alcuni casi collegata alla velocità dell'attraversamento dei mari. Cioè quando le navi ci hanno messo di meno, in realtà sono arrivati a terra anche gli appestati, mentre prima morivano tutti, no? Lo sapete, e quindi di fondo i sopravvissuti non c'erano più la peste. Quando ci ha messo di meno le grandi navi, ecco che scendevano a terra non solo i topi, ma anche gli appestati.
e quindi ha fatto un bel giro del mondo e veramente non c'è stato posto della terra che non abbia avuto epidemie di peste molto importanti. Tenendo presente, ma questo è inutile che ve lo dico, la peste c'è ancora. Ecco, sempre parlando di vaccini, non c'è il vaccino per la peste. E ci sono ancora molte parti della terra in cui ci sono focolai di peste importanti. Non parliamo del vaiolo, pure il vaiolo si è fatto un giro, pare che sia nato intorno in Egitto, ma si è fatto pure lui il solito giro, magari un po' più lento, ma ha fatto il giro del mondo come tutte le grandi epidemie ha girato il mondo. Questa è una mummia egizia con un bambino con le lesioni vaiolose, e questa così è una cosa divertente, non so se sia divertente, ma insomma pare che i conquistadores insomma abbiano decimato il popolo azteco non attraverso le spade o i fucili, ma apportandogli le malattie. E questo è successo pure per i nativi americani, ed è un po' quella storia delle isole Faroe che aveva raccontato molto bene Corbellini. Sono arrivati i conquistadores con le loro carico di malattie che questi qui locali non avevano mai visto, quindi non avevano quell'immunità innata, diciamo, e quindi sono morti a milioni e con grande, diciamo, vantaggio e poi certo è arrivato Jenner e di questo Corbellini ha parlato a lungo. Certo, ci abbiamo messo 200 anni a farlo fuori il vaiolo, però certo io lo considero, lo dico sempre quando faccio un po' di lezioni, insomma è forse il più grande diciamo successo della medicina moderna, la sconfitta totale di una malattia dalla faccia della terra. E morì, scusate, intorno al 79, lo sappiamo, io mi ero appena laureato e questo è il certificato di morte del vaiolo. Poi la poliomelite pure è stata citata da Corbellini molto bene, anche questa stava dai tempi, ci sono immagini egiziane in cui ci sono queste persone con la gambetta colpita, e devo dire la verità che io quando sono passato anch'io dentro la tempesta Novax ai tempi dell'obbligatorietà, a quel tempo sono stato pure presidente dell'AIFA per un po', quindi sono stato e tutti dicono ma perché ci dobbiamo vaccinare che la polio non c'è più? Dico ma stupido, la polio non c'è più perché c'è il vaccino. Vabbè, detto questo è una parentesi. E la polio adesso effettivamente voi sapete che quest'anno o l'altro anno è stata dichiarata polio free l'Africa, e probabilmente ci si è fatta, diciamo, si pensava di farcela prima a sconfiggere la polio, ma è un altro grande successo della medicina. E la sifilide, a me ecco, la sifilide mi interessa perché voi sapete che ci sono state delle epidemie catastrofiche di sifilide, anche queste narrate dai libri. Pare che sia stata portata questa invece al contrario, cioè che Cristoforo Colombo in realtà tornando dai Caraibi, dal Centro America, abbia portato effettivamente la sifilide in Europa. E la famosa ingresso di Carlo VIII a Napoli dopo l'assedio ha fatto sì che scoppiasse una terribile epidemia di sifilide, perché lì c'erano i soldati, i mercenari di tutta Europa che sono arrivati a Napoli, e per questo alla fine poi non si capisce bene se questo è il mar francese o è il mar napoletano o il mare spagnolo, perché poi lì c'erano i Borboni. Quindi insomma interessante questa denominazione di alcune diciamo, pandemie a seconda. E poi come non parlare di quando un secolo fa arrivò un virus nuovo e un vaccino non c'era, e la famosa influenza spagnola, che obiettivamente è il prototipo delle moderne pandemie. Ci mise un attimo, anche la spagnola, a fare il giro del mondo.
non c'erano manco gli aeroplani a quei tempi, o comunque c'erano così, certo non era facile girare, però la famosa Spagnola in pochissimi, dal 18 si è fatta il giro del mondo e ha creato, dice, pare, 100 milioni di morti, 50 milioni di morti, comunque un numero, diciamo, impressionante, fino a quando probabilmente questo virus non ha più trovato diciamo suscettibili, e a un certo punto la Spagnola, non essendoci il vaccino, avendo, diciamo, infettato milioni e milioni di persone, forse a un certo punto si è spenta, e devo dire che ha fatto più morti la Spagnola di tutte le guerre americane, questo bisogna dire. Sono morti più persone per la Spagnola in America di tutte le guerre, la prima, la seconda, Vietnam, Corea, degli americani. E devo dire che se le andiamo a rivedere, questo ci sono sempre state la Spagnola è andata avanti con 3 picchi pandemici, così importante conoscere queste cose. Tra l'altro è stato interessante pure capire che anche qui, non dico che diciamo come è andata in giro sto virus? Beh, è andato in giro con la mobilità umana, questi sono i soldati. Ecco, scoppiata durante la Prima Guerra Mondiale a causa anche degli enormi spostamenti, accampamenti di truppe in America, poi rispostati in Europa, poi tornati i soldati dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con ancora il carico di virus addosso. E certo la Spagnola ha fatto, ecco, questo sembra un reparto di malattie intensive, di terapia intensiva dell'epoca, e questa sembra, diciamo, Codogno, diciamo 2020. Tenete presente che la pandemia influenzale, ce ne sono state tante altre, perché il virus quando muta, ecco, qui stiamo parlando sempre di evoluzione, l'H1N1, che era il virus della Spagnola, poi è tornato, io me lo ricordo perché ci ho fatto la tesi, e io stavo al Policlinico, stavo con Rocchi, tu lo conoscerai forse, Corbellini, stavo da Giunchi, e avevo fatto la tesi sulla swine, che ci spaventò da morire, perché dice, oddio, è tornata la Spagnola, ma invece poi diciamo che si è spenta, però anche lì è stato fatto un vaccino al volo. E poi c'è stata l'H3N2, l'Hong Kong, l'asiatica, l'aviaria H5N1, attenzione che già ci sta in giro l'H7N1. Quindi noi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo pure una bella pandemia influenzale. Quest'anno l'influenza c'è stata poco, perché? Perché quelle misure di protezione, di distanziamento, le mascherine hanno funzionato pure sull'influenza in realtà. Quindi ci sono stati pochissimi casi di influenza, e questo vi dice quanto questo virus che abbiamo invece in giro sia molto più contagioso, perché l'influenza invece l'abbiamo segata quest'anno. Poi c'è stato l'AIDS, vabbè, e questa è inutile che ve ne parlo, sai, siccome è stata la passione della mia vita, non l'AIDS insieme allo studio dell'AIDS, e questa diapositiva lo faccio vedere per ricordare che pure l'HIV è passato agli animali, non è una cosa strana, no? Perché la gente dice come è passata il pangolino, no, l'HIV è passato nel 1920 da una serie di animali nell'Africa orientale, occidentale, e è stato lì per tanti anni. Pensate che è stato lì fino agli anni 60. E nessuno se n'è accorto. Ma perché nessuno se n'è accorto? È perché morivano tutti prima. Cioè l'AIDS lì nessuno si è accorto che c'era una malattia nuova perché morivano tutti prima. Morivano di tante patologie. L'AIDS si è sparso quando sono arrivati i grandi movimenti degli anni, fine anni 58, 60, e ha fatto il giro del mondo. Ci ha messo un attimo, anche lì. È andato, pare, forse prima a Haiti, poi in America del Nord, ma insomma in 2 minuti ha fatto 80. Oggi si pensa ci sono almeno 100 milioni di infezioni, 100 milioni di infetti, sono morti 40-50 milioni di persone. Adesso abbiamo 40-50 milioni di persone che vivono con questo virus addosso. E tra l'altro
questa è una cosa appunto che a me mette sempre un po' i brividi, perché a un certo punto, fino a quando non abbiamo capito come trattare questa infezione, era diventata la prima causa di morte dei giovani. Poi, questo è le linee guida in cui c'ero anch'io, diciamo, nel 96, che è successo? Che effettivamente, avendo capito più o meno, e avendo anche i farmaci, perché sono arrivati i farmaci, ma ci abbiamo messo tempo, attenzione, lo ricordate che il primo caso di AIDS è stato identificato nell'81, poi nel 96 le linee guida, e guardate, ecco, questo è quando qualcuno mi dice: mi fai capire che cos'è un impatto, diciamo, che cosa ha avuto un impatto, ecco, a parte i vaccini, ecco, questa è la terapia, questo è, improvvisamente c'è stato un crollo della mortalità, questo perlomeno nei paesi ricchi. Guardate che una cosa che fa impressione, la curva rossa, cioè, non è morto quasi più nessuno di AIDS nei paesi ricchi. Poi però c'era questo problema dell'accesso, perché ve lo ricordo, questo l'avevo scritto nel 95, pensate, perché effettivamente c'era il problema dei costi, c'era il problema dei paesi più poveri, e quindi avevo capito che la situazione sarebbe stata drammatica, salvo che poi finalmente nel 2000, io ero presidente della Società Mondiale dell'AIDS a quel tempo, siamo riusciti a portare la conferenza dell'AIDS in Africa, e lì il mondo si è mosso e finalmente si è capito che è stato nato il Global Fund. Insomma, oggi abbiamo portato i farmaci nei paesi più poveri. Non c'è una copertura totale, non c'è manco il vaccino, ci stiamo lavorando da anni, ma non c'è, però con i farmaci qualche cosa si fa. E l'Ebola, è inutile che ve ne parlo, perché anche l'Ebola è la stessa cosa. Da dove viene l'Ebola? Dal pipistrello. Anche questo serve per lo faccio didatticamente, dico ragazzi, non è che è strana questa cosa, l'Ebola è un altro dei tanti virus portati dal pipistrello. Poi per fortuna anche qui velocissimamente, come ha detto Gilberto Corbellini, c'è stato un altro esempio di vaccino fatto velocissimo e che funziona, che è quello per l'Ebola. E poi è arrivata questa bestia qua. Allora qualcuno mi dice: ma poteva essere previsto? Beh, oddio, diciamo, se fai il vulcanologo, prima o poi lo sai che il vulcano erutta, ci sono dei segnali che potrebbe succedere, no? E questo io, siccome adesso sto al Karolinska, questo pensate che l'avevo fotocopiata, fotografata da una conferenza di uno scienziato che si occupa di One Health a Stoccolma, e parlava di tutti i virus che stanno dentro ai pipistrelli. I pipistrelli hanno uno strano sistema immunitario, reggono un sacco di virus, eppure non gli fanno granché. Ma guardate, i pipistrelli hanno la rabbia, il virus Marburg, l'Ebola, il Nipah, l'Endra, la SARS, la MERS, e lui aveva scritto and more. Eccola, and more è arrivato il Covid. Questa per esempio è un'altra, questa è la SARS, no? Allora la SARS, per questo qualcosa avremmo dovuto capire, avremmo dovuto sapere. La SARS per fortuna è morta da sola, perché sempre coronavirus era, ma perché è morto da solo la SARS? Perché era troppo letale. Allora, sempre dal punto di vista evoluzionistico, è che succede che se tu ammazzi i tuoi ospiti troppo veloce, non c'hai il tempo di trasmetterti, mentre invece questo virus nostro, il SARS-CoV-2, è più sveglio e infatti si trasmette attraverso gli asintomatici, cosa che non avevamo capito all'inizio. Comunque il WHO non l'aveva capito, tanta gente non l'aveva capito, e quindi si andavano a mirare, a cercare soltanto i casi acuti, gravi, e non era così che invece girava. Tra l'altro il buon Gates aveva fatto un TED Talk, poi ne ho fatto uno anch'io dopo, ma in cui lui diceva: il più grande rischio di catastrofe globale non è la bomba atomica, ragazzi, è un virus, che probabilmente lui si occupava dell'influenza, lui parlava dell'influenza, quella della nuova epidemia influenzale. Io purtroppo mi vergogno pure un po' a far vedere questo articolo che ho scritto per Repubblica il 2 gennaio del 2018, in cui ho detto: qualcosa accadrà e saranno guai.
e qualcuno l'ha pure ripescato adesso, perché ho scritto non sarà per il 2018, infatti è successo un po' dopo, ma prima o poi accadrà, qualche virus nuovo passerà dagli animali all'uomo e verrà trasportato in giro per il mondo grazie alla globalizzazione. E vabbè, a quel tempo ero già presidente dell'AIFA e stavo cercando di spiegare come avremmo potuto prepararsi per affrontare le emergenze. E avevo detto che bisognava fare quello che adesso tutti hanno sulla bocca, la cosiddetta preparedness. E infatti vedete che questo monitoring board, che è un gruppo di lavoro sulla global preparedness, che cosa ha scritto nel 2019? Qui ha scritto preparing for the worst. Ha detto che cos'è che la cosa peggiore che ci può capitare? A rapidly spreading lethal respiratory pathogen pandemic. Cioè, questa è quella che ci farà secchi. E infatti è arrivata. Poi ha spiegato che cos'è la preparedness e fa vedere, questa l'ho pescata, quante bestie ci sono in giro per il mondo. Scusate, queste sono tutte quelle, alcune note, c'è l'HIV, c'è l'influenza, ma insomma ci sono alcune bestioline che stanno riemergendo. Quindi qui ancora non c'era il coronavirus, ma c'era la MERS, per esempio, sicuramente il Nipah virus, e ci sono tutta una serie di bestioline, per esempio lo human monkeypox. Attenzione, che cos'è il monkeypox? È che ci sono dei casi di vaiolo della scimmia passata all'uomo. Adesso non c'è stata un'epidemia, non ci preoccupiamo, ma insomma pensate alla febbre di Lassa, pensate alla dengue, insomma c'è tanta roba di cui preoccuparsi, senza allarmarvi. E queste, vabbè, niente, queste sono l'impatto devastante che ci ha avuto dal punto di vista economico, lo sappiamo, il coronavirus, sulla povertà del mondo, cioè sta risalendo la percentuale di persone che stanno sotto la soglia della povertà a causa del coronavirus. E questa cosa è interessante perché questa è veramente un'epidemia globale che adesso diciamo non si sa chi sta peggio, diciamo, non è più l'epidemia dei paesi del sud, qui siamo tutti nella stessa barca. E l'impatto che ci ha avuto anche sulle altre malattie. Sapete che purtroppo stiamo perdendo, avendo molti più casi di morti nelle vecchie pandemie che ancora ci stanno, cioè l'HIV, la tubercolosi, la malaria, mica sono andati via. E casualmente proprio di queste tre grandi, diciamo, malattie della povertà ancora non abbiamo il vaccino. Si sta lavorando su tutte e tre, penso che arriverà, ma insomma è un caso che proprio di queste non abbiamo il vaccino. E allora ci sono una serie di lezioni, e vado a concludere, che dobbiamo aver preso dal Covid. Ecco, quindi che non eravamo preparati, che l'impatto va ben oltre l'effetto sanitario, quindi non stiamo a parlare solo di un virus, qui stiamo parlando e che se ci preparassimo un po' più per il futuro, il ritorno sarebbe mostruosamente alto, il ritorno dell'investimento, perché sapete quanto abbiamo perso? Cioè, abbiamo perso di media, il mondo ha perso il 10% del PIL, sono triliardi e quindi niente, noi aspettiamo dei leader, qui ci vuole leadership per capire che cosa fare. Che cosa fare? Beh, innanzitutto tenere presente la crescita della popolazione umana. Ragazzi, quando è venuta la spagnola sulla Terra c'erano 2 miliardi di persone, 2 sole, quindi 100 anni fa. Adesso stiamo andando verso i 10 miliardi e tra l'altro tutti ammassati. La concentrazione degli esseri umani è sempre di più verso le grandi città, verso gli slums, quindi la capacità dei virus di trasmettere sarà molto più elevata, molto più. E poi finalmente dovremo capire, e questo è il concetto del cosiddetta One Health, cioè che non stiamo soli su questa terra, cioè ci sono gli umani, ci sono gli animali, ci sta l'ecosistema, ci sono
gli animali domestici e anche quelli dell'agricoltura. Quindi noi pensiamo che ogni anno ci siano 2,5 miliardi di zoonosi, cioè di passaggi tra l'uomo e gli animali. E che altro fare? Beh, innanzitutto io adesso ci sto lavorando, sto un po' lavorando sul G20, il T20, insomma queste cose qua, ci ho sempre lavorato, voi sapete, sulla parte internazionale, perché poi un po' ci credo. Ma guardate guardate l'architettura della salute globale del mondo, cioè è una cosa che districarsi qua dentro è difficilissimo, e adesso infatti si sta cercando di fare qualcosa anche per questo, per cercare che ci sono troppi attori e la governance è compressa. E poi bisognerà prepararsi. Ecco, vedete, ci sono diverse organizzazioni che stanno mettendo su le basi per prepararsi. Dice, ma prepararsi a che? Alla prossima volta, perché stavolta abbiamo capito che non eravamo non solo preparati, non l'avevamo neanche pensata. E questo è un bagno di umiltà straordinario, no? Per il mondo, cioè un virus ci ha segato, pensavamo di essere invincibili, forti, con una scienza sempre più sofisticata. È arrivato un virus e ci ha segato l'economia, la società, la salute mentale e ha fatto tanti morti. E quindi dobbiamo sicuramente adesso lavorare per prepararci proprio al futuro, e se torniamo, ma proprio questo sto finendo, al discorso dei vaccini, beh, ce ne stanno tanti, voi lo sapete, che insomma, alcuni sono stati già registrati, ma ne stanno arrivando un'ottantina di diversi tipi, come diceva Corbellini, quelli che sono, adesso ci sono quelli a RNA, che è una novità importante, anche se l'RNA viene studiato da anni, anche per fare farmaci, no, bisogna dirlo, non è una novità assoluta, però per fare i vaccini sì, però ci sono ancora quelli a subunità, quelli col vettore virale, che sono stati già fatti per l'Ebola, insomma, i vaccini ci saranno. Certo, sono arrivate pure le varianti, certo, il virus è la stessa cosa, sempre Darwin stiamo, e lui come viene pressato? Ma io lo so perché ho studiato l'HIV per tanto tempo, finché lui non è stato abbattuto da una terapia mortale per lui, cioè forte, niente, lui mutava continuamente quando gli davamo una piccola pressione selettiva, e per lui andava a nozze l'HIV. E questo pure, perché lui certo ha la pressione selettiva probabilmente di alcuni immunizzati, cioè, e a un certo punto piglia e muta. Quindi bisogna, se lo lasciamo libero di girare, ma ce ne saranno, adesso già ce ne sono 120 di varianti, no? Scusate, perché non so solo quelle 3, sono state scoperte più di 100 varianti, quelle 3 ultime, soprattutto la brasiliana, sembra brutta, e anche la sudafricana, cioè che i vaccini non proteggono al 100%, ma non lo facevano neanche prima, però insomma comunque è preoccupante. E il problema sai qual è? È l'accesso, qui per questo ritorno all'HIV e ho finito. Perché poi ce la faremo a vaccinare tutti? Non lo so. Io ho scritto questo articolo, pensate, nel 2017 avevo scritto questo articolo per dire che c'è una lezione da prendere dall'HIV, perché l'HIV ha permesso di portare i farmaci generici nel sud del mondo, grazie al fondo globale, a PEPFAR, insomma, obiettivamente ha una riduzione di prezzo incredibile che è stata fatta. Ora si potrà fare la stessa cosa per i vaccini per il Covid. È difficile perché non sono farmaci chimici, sono farmaci più sofisticati che vanno prodotti da strutture che sono grandi strutture industriali, perché c'è un problema di qualità, eccetera. Quindi io questo l'avevo scritto addirittura per la carenza dei farmaci per le malattie croniche, perché non c'era solo la mancanza di farmaci per l'HIV, ci sta la gente nel mondo, nel sud del mondo, non ha farmaci per il diabete, per il cancro. Quindi questo era fatto per questo, ma il senso è lo stesso. Oggi, voi sapete, è stato fatto questo ACT Accelerator, se l'andate a cercare,
io un po' ci lavoricchio con questi, lavoro con lo Unitaid, con la con WHO, con la World Bank. Questa è un'organizzazione che sta cercando di raccattare i soldi, e al G20 se ne parlerà tanto, per comprare i vaccini per chi non se li può permettere. Ecco, quindi vaccini, test, diagnostici, farmaci quando ci saranno. Quindi questa è una specie di prova, perché se non lo freghiamo dappertutto sto virus, è chiaro che torna, no? A me mi ha fatto impressione, mi fa comunque impressione sempre parlare molto local quando questa è global, come si dice. Ecco, allora ogni volta diciamo, sai, a Roccasecca non ci sono casi, ma ho capito, sono contento per Roccasecca, ma tutte le televisioni ogni volta parlano di quello che succede nel nostro paese, quando abbiamo già visto che le varianti sono già arrivate. E qui io finisco con questa diapositiva che faccio vedere spesso. Che cos'è? Questi sono i fanali dell'entrata di un porto. Questo è un porto norvegese, nelle Lofoten. E che cosa sono i fanali del porto? Ecco, sono un esempio di public good, di bene comune. Perché? Perché è una cosa che possono usare tutti, e se la usi non la toglie a un altro. Questa è la definizione economica del public good, che sarebbe anche l'aria pulita, i parchi, la Costituzione. Ecco, se voi andate a vedere, la definizione economica è questa. Certo, i farmaci sono un po' borderline perché vanno anche prodotti, c'è un costo, però io quello che penso, e quello su cui mi sono sempre battuto, è che dobbiamo considerare le medicine, i vaccini e la salute un po' come un bene pubblico comune, e ce ne siamo accorti oggi che cosa vuol dire un impatto di salute che non è soltanto sanitario, ma è e quindi forse un ripensamento, questa forse è l'unica cosa che ci porterà questa cosa, questa terribile epidemia, un ripensamento del nostro modo di pensare, di sviluppo, eccetera. Forse c'è la possibilità, forse, che ce lo porti. Queste sono le mie mail, e se mi volete scrivere sono contento. Grazie. Grazie Stefano, veramente fantastico questo cosa che ci hai raccontato. Grazie professor Vella. Grazie a voi. Ti farei subito una domanda a te, che mi viene proprio... Questa volta si è capito che il sud del mondo e il nord del mondo hanno gli stessi problemi, e quindi la battaglia è per tutte e due. E speriamo che se ne accorgano, speriamo che il nord del mondo capisca che i suoi interessi sono quelli di curare quelli in Africa, o di far sta bene tutti, di fare questo concetto della salute globale, cioè che non è solo local. Ecco. Qualche altra domanda? Ma scusate, io sono un po' preoccupato per l'ora, sono già le 11:19. Avevamo pensato di fare delle domande adesso, però non vorrei che poi ci ritrovassimo con la difficoltà poi di fare parlare Donata Columbro. No, certo. Facciamo parlare subito. Io direi di fare parlare subito e poi abbiamo tutto il tempo. Sì. Benissimo, va bene, io sono d'accordo. D'accordo. Ok, allora intanto ringrazio Corbellini e Vella, sono stati veramente interessanti e sono sicuro che andrò a riguardarmi la registrazione, perché c'erano tante trasparenze passate un po' in velocità che avevano tantissime cose interessanti, quindi veramente grazie. Io vorrei presentare Donata Columbro, la terza relatrice. Donata è una giornalista, è cofondatrice di un'azienda, possiamo dire, e scuola che si chiama Data Ninja, e quindi già il nome dice tutto dell'importanza che Donata dà ai dati, cioè a fondare il giornalismo sui dati, sul capire la qualità dei dati, quanto è importante capire la qualità dei dati, quanto è importante l'incertezza dei dati, quanto è importante la comunicazione dei dati. Okay? Tutte queste cose che vorremmo tanto avere nel nostro giornalismo e che purtroppo non abbiamo. Quindi io vorrei che tutti i giornalisti si iscrivessero alla scuola di Donata, perché grazie. Anche noi. E ci parlerà in particolare di come questi dati sono stati
trattati e maltrattati durante la pandemia. Ti passo la parola, grazie. Eccomi, a sorpresa ho delle slide? Colpo di scena. Sì, io sono giornalista e mi occupo di divulgazione della cultura del dato. Noi sia attraverso la scuola online che interventi, abbiamo un magazine online, usiamo tantissimo anche i social media, quindi andate a cercarci, cerchiamo di far capire l'importanza del comprendere i dati e i grafici. E diciamo abbiamo avuto un'esplosione durante quest'anno perché stiamo vivendo il primo evento Data Informed, me l'ha corretto il computer, faccio la correzione al volo, il primo evento Data Informed della storia, ma non siamo ancora pronti. Cioè noi riteniamo che nel tempo ci sono state delle micro rivoluzioni nel modo in cui il giornalismo, i giornali abbiano raccontato gli eventi che ci circondano. La guerra in Iraq degli anni 90 ha portato le TV all news, diciamo, a essere il fulcro centrale del nostro luogo dove andare a informarci su quello che accadeva. Le rivoluzioni della primavera araba hanno fatto diventare centrali i social media, sempre nel modo di raccontare e comunicare. Da un anno a questa parte abbiamo iniziato a vedere curve e tabelle in prima serata, cioè mi ricordo proprio appare la prima curva al telegiornale. Gli altri momenti della nostra vita in cui vediamo così tanti dati in TV di solito sono quelli delle elezioni, ma non ci capita di sentire numeri, di parlare di curva logaritmica, di picco, indici, cioè nessuno di noi credo che nella propria quotidianità abbia mai pronunciato queste parole facendo a cena con i genitori o con gli amici. Mentre ci siamo ritrovati a condividere screenshot, appunto tabelle su WhatsApp, le curve e altre tipologie di visualizzazioni. Questo fatto ha colto impreparati sia i nostri politici, i nostri amministratori, che anche i giornalisti e le giornaliste. Noi abbiamo chiamato, diciamo, effetto collaterale della pandemia, come se non bastassero quelli del virus a livello sanitario e economico. No, abbiamo anche quello che poi è effettivamente l'OMS ha chiamato infodemia, cioè a un certo punto la circolazione delle informazioni che alimentava in realtà una disinformazione. Cosa è successo? Tra i lunghi mesi, molti più di 3 lunghi mesi, siamo ormai 10 mesi che viviamo questo rito, no, collettivo, anche i dati delle 18. All'inizio in realtà lo vivevamo molto di più come rito perché eravamo chiusi in casa e ci aspettavamo veramente che quei numeri da un giorno all'altro ci dicessero cosa fare. Succede anche oggi, come avete visto, con la spegni-accendi del semaforo delle regioni, no? I 20 indicatori che dicono se alla fine una regione siamo liberi di uscire e andare a prendere l'aperitivo, dico gelato perché a Roma si sta bene, all'aperto, oppure no. Ci hanno detto che c'era una curva da appiattire, dopo vediamo qual era, abbiamo sentito parlare di R con 0, fattore K, curva logaritmica, le mappe del contagio, e poi abbiamo iniziato a ricevere probabilmente anche, all'inizio erano i messaggi vocali, c'erano questi famosi pediatri o dottori senza nome che diffondevano le norme su che cosa bisognava fare per proteggersi, e poi anche infografiche senza fonti, diffuse insomma senza criterio, infografiche magari diffuse anche a volte non sui giornali, ma raccogliendo informazioni ritagliate dai giornali che a loro volta non sapevano esattamente quali dati definire. Nell'intervento di prima abbiamo visto appunto, è stato detto attenzione, bisogna pesare sulla popolazione, sono già state fatte alcune è stato già portato alla nostra attenzione alcune cose a cui dobbiamo veramente dobbiamo essere, insomma, dei controllori rispetto a quello che ci viene detto, non con spirito negativo
cospirazionista o complottista, ma per capire veramente di che cosa si sta parlando. E pensate appunto, abbiamo visto in questi mesi gli stessi scienziati e scienziate cambiare idea su alcune cose. L'OMS ha detto che le mascherine non servivano, poi servivano. Quindi immaginate un cittadino normale, una persona qualunque, anche senza background scientifico, quale poteva essere la confusione rispetto ai numeri che venivano proposti. E agli stessi giornalisti a cui manca un po' la cultura del numero e del dato. Abbiamo notato, noi che ci occupiamo di questo appunto dal punto di vista giornalistico, questa mancanza di cultura, no? Dell'importanza del far capire che il numero che io ti dico, le parole che uso, media, mediana per esempio, abbiamo, non solo in Italia, abbiamo intervistato un giornalista, il capo della data unit di El País, che è il quotidiano più diffuso in Spagna, che diceva: ma pensate che ci sono i miei copy editor, quelli che correggono gli articoli, che mi correggono mediana in media, che sono due concetti statistici completamente diversi, e a volte è più corretto utilizzare l'età mediana. Si è usato moltissimo quest'estate per dire l'età mediana dei contagiati, che non è la media. Quindi manca addirittura all'interno dei giornali questa visione anche di insieme. Quindi buco nero della cultura, disinformazione, infografiche senza fonte, dati estrapolati fuori contesto. Oppure l'altra cosa che noi critichiamo nella comunicazione sono il dato giornaliero, no? Il dato del contagio giornaliero che arriva, cioè sia quello comunicato dalla Protezione Civile che quello sul giornale, no? Il contatore, intanto come se fosse una gara, l'Italia di nuovo prima in Europa. E poi il significato di questo numero. Che cos'è il numero del contagio? Un numero da solo non significa praticamente mai niente, perché è un numero che non è appunto, bisogna sempre confrontarlo con qualcosa. Lo posso confrontare per esempio con i tamponi fatti. Com'è che ci sono più casi ora di marzo? È più grave questa ondata? Dipende dai tamponi. La mortalità nei paesi va confrontata appunto sulla popolazione. Dire a un certo punto, era uscito un numero, non l'ho messo questo, che abbiamo avuto più morti della seconda guerra mondiale, c'era la mortalità è più alta oggi che durante la seconda guerra mondiale, senza far riferimento, c'era il numero non pesato sulla popolazione. Quindi quando vi circolano sui social infografiche bellissime magari, ma senza confronto, senza il peso appunto, la ponderazione, almeno avere qualche sospetto e andare a chiedere da dove arriva. È diventato fondamentale saper leggere i dati e i grafici, anche perché la visualizzazione dei dati si porta con sé dietro un'aura di correttezza, di affidabilità. È un grafico, guardate come tutto bellino, però guardate la differenza tra quello di destra e di sinistra. Cioè se io faccio arrivare per esempio questo è un grafico a barre, la mia barra al fondo, mi sembra che tutti quelli sopra gli 80 anni muoiano. Mentre se invece io faccio vedere dov'è il 100%, guardate come cambia, sono gli stessi dati, ma anche la rappresentazione mi racconta cose diverse. Ed ecco perché è importante, come dice Alberto Cairo, che è un grande divulgatore in tema di data visualization e infografiche, un grafico non è un'opera d'arte che mi metto lì e apprezzo, sorridendo, va un po' interrogato, va studiato, devo andarmi a vedere tutti gli elementi. Anche che cosa comunica, no? Per esempio chi muore o chi sopravvive, no? Può essere un tipo di comunicazione, qua stiamo parlando della comunicazione del dato, che in base a quello che voglio raccontare può modificare anche la percezione delle persone. Per esempio una comunicazione basata sulla paura, sul terrore, sull'accusa al cittadino. Abbiamo visto, c'era sia durante il lockdown che anche successivamente, ogni volta che si apre, è molto facile, no? Fare le foto delle folle, i video delle folle. Durante il lockdown poi si andavano a vedere i dati della mobilità diffusi da Apple, Facebook, Google, insomma ne avevamo 3 fonti diverse, non si era mosso nessuno. Multe fatte a Roma, avevo visto, era lo 0,0
0,1% dei cittadini fermati, quindi 0,06 forse. Comunque eravamo addirittura sotto l'1%, quindi l'osservare, a volte questo è il nostro bias, si è parlato prima, no? Cavolo, mi affaccio al balcone, siamo in lockdown, vedo tutti in giro. Io abito in un quartiere densamente popolato di Roma, effettivamente se il sabato uno per famiglia va a fare la spesa, ti affolla la strada, ma era una cosa permessa, no? Anzi, bisognava anche stare tutti nel proprio quartiere, quindi non è che potevamo andare in giro. Quindi la percezione, a volte invece i dati aiutano a cambiarla. Andiamo a vedere, allarghiamo lo sguardo. Prima si parlava appunto in provincia, a Velletri non ci sono casi. Benissimo, come quando si parla del climate change, ma fa freddo oggi qua. Quindi non è vero che c'è il climate change, cioè lo sguardo va allargato. L'altra cosa ovviamente è saper leggere criticamente le mappe. Queste cose servono non solo in pandemia, servono sempre. L'uso dei colori, per esempio l'uso delle parole, delle frecce, che possono essere, ci sono casi di mappe con frecce più grandi dei paesi stessi, no? per indicare l'ansia, il pericolo. Il rosso ci comunica immediatamente emergenza rispetto a un altro colore freddo. E qui vi ho riportato un'altra diciamo esperta e ricercatrice nel mondo dei dati, Catherine D'Ignazio, appunto sul mettere in dubbio comunque la convenzione che il dato, il grafico, le forme geometriche, quanto più un grafico sia freddo e minimalista, possa portarci, diciamo, alla verità. Non è detto. Dicevamo, abbiamo iniziato a vedere curve dappertutto sui social, sui giornali. Questa è più o meno la curva che abbiamo iniziato a condividere tutti noi che ci occupavamo di questi temi sui giornali, magari l'abbiamo anche vista in modalità, era uscito anche in modalità illustrata, no? Anche più friendly al nostro occhio rispetto a questa. Effettivamente, anche senza numerini, anche senza dati sopra, capivamo benissimo che il sacrificio che ci veniva richiesto, cioè ragazzi dobbiamo stare a casa, ridurre insomma i nostri incontri, perché senza queste misure il picco, quindi insomma il momento in cui il nostro sistema sanitario collassa arriva molto prima. Noi dobbiamo starcene sotto, no? Come non sbattere la testa sul tetto che ci arriva sopra. Quindi non è che il virus, l'errore secondo me qui, quindi se parliamo di errore di comunicazione, qua è stato che vedete che non è che sparisce il virus, non è che c'è la foto del virus morto stecchito, se stiamo a casa abbiamo vinto la pandemia, se riduciamo gli incontri è fatta. No, purtroppo non è così come ci è stato spiegato negli interventi di prima. Le infezioni ci saranno, si riducono, vengono spalmate ed evitiamo quello che è il grosso, diciamo, tutto quello che per cui hanno lavorato i governi di tutto il mondo in questo periodo, non solo le morti, cioè le morti sono l'ultima conseguenza, ma l'affollamento degli ospedali. Questa curva è stata appunto, poi questo è in formato, diciamo, a fumetto. Questa è la capacità del sistema sanitario, ce ne sono state simulazioni con la curva che entra in un tunnel, esplode, insomma, per farci capire che questa curva andava abbassata. Ne sono state poi prodotte altre per far capire appunto che quando hanno aperto, no, finito il lockdown e adesso in realtà si può contenere, no, l'esposizione, quando poi sono arrivati i dati anche che confermavano che il contagio venisse per via aerea, quello sulle superfici era quello meno diciamo importante, la mascherina, il distanziamento fisico, cioè aumentare, no, se aumento le mie protezioni diminuisco il rischio di contagio. Quello che è forse un'altra critica è che posso fare è il non averci fatto comprendere appieno il rischio di, insomma, il concetto di bolla e distanziamento sociale. Ci è stato detto molto bene insomma, dello stare a casa, questa cosa che non dovevamo andare a scuola, non dobbiamo andare a lavoro, non dobbiamo andare...
pur andando contro delle esigenze reali, no? che esistono e che prima o poi sarebbero esplose, anche quello della scuola in presenza, e non insistere su concetti, per esempio, sul distanziamento della bolla, cosa che magari in altri paesi, penso alla Danimarca, è stato diffuso molto di più. Ci sono state date istruzioni, Danimarca e Belgio, su quante persone si potevano vedere. Penso alle misure date a Natale, no? La misura puoi invitare 2 persone a casa. Un giorno ne invito 2, l'altro giorno ne invito altre 2, la mia bolla diventa di 15 persone in tutte le mie vacanze, no? Questa è una cosa che ai miei genitori, che sono lontani, ho cercato di far capire. Non andate dai parenti, non andate oggi da uno, oggi anche se non siete in 10 il primo giorno, è la stessa cosa. Quindi il tipo di comunicazione qui che è un po' mancata è questo, no? Mettiamoli insieme tutti i dati che abbiamo. Se più persone diverse frequento, anche se non sono tutte sempre nello stesso luogo, più aumenta il mio rischio appunto di andare a incontrare qualcuno di infetto. Questa mancanza, diciamo, anche forse di chiarezza, no? Di che cosa, perché stare a casa si può dire forse una volta, ci è stato detto, e l'abbiamo fatto, non è un tipo di misura che si può ripetere, no? A livello di comunicazione politica. Noi abbiamo un po' analizzato, siamo anche parte di una comunità di attivisti che lavorano con i dati aperti, quindi analizziamo anche un po' come vengono distribuiti questi dati, come vengono comunicati. C'è stata un po' una discrepanza rispetto a quello che la politica comunicava e anche la comprensione di questi dati. Noi abbiamo fatto un po' un impietoso confronto, mi rendo conto, tra quello che spiegava Angela Merkel in Germania e quello che insomma ci toccava sentire qui in Italia. Ma questo è stato un caso, insomma, senza accanimento su una particolare regione. La questione della trasparenza e dei dati aperti è emersa fin da subito. Andrea Borruso è il presidente di Iondata, un'associazione che divulga appunto la cultura dei dati aperti. Pensate che all'inizio i dati della protezione civile, quelli su cui anche ricercatori, quelli su cui si sono basate anche le persone prima di me o altri per fare, diciamo, raccolta dati e analisi, non erano disponibili. Cioè erano in dei PDF, come se io te li facessi vedere da lontano e tu, quando lo vedo da lontano, devo usare il binocolo, non posso prenderlo e modificarlo. Si tratta di dati pubblici, quindi non sto parlando di dati secretati, dati personali con il nome e cognome dei pazienti, dati pubblici per cui i cittadini italiani pagano le tasse, le pagano anche perché vengano resi in formato aperto, si dice. C'è già una legge in Italia che lo prevede, quindi non è che stiamo dicendo non è una rivoluzione. Quindi all'inizio di marzo è stata l'associazione Ondata ad aprire, a forzare l'apertura di questi dati. Succede spesso, no? Questa cosa che si forza l'apertura con una tecnica chiamata scraping, quindi si prendono dai PDF, esistono dei programmini che lo fanno e li rendono pubblici per i giornalisti che possono lavorare. C'è stato un periodo in cui anche sui vaccini è successo, perché i dati sui vaccini distribuiti erano dentro una dashboard, tra l'altro dentro un software proprietario, perché era di Microsoft. Questi dati, perché le persone potessero lavorarci, abbiamo dovuto noi attivisti renderli disponibili, quindi col nostro lavoro di notte fare questa cosa. Diciamo che però queste azioni funzionano perché il forzare, chiedere, insistere, porta poi all'apertura dei dati. Abbiamo tra l'altro una petizione attiva ora per l'apertura totale, per chiedere dati disaggregati. Non ci sono oggi, se io volessi sapere i dati sui comuni, cioè non ho i dati sul comune di Roma, li ho giornalmente, ma non posso vedere lo storico, non posso costruirmi la mia tabellina, la mia curva. Quindi è una richiesta che ancora oggi non è completa, quindi alcuni dati vengono aperti, per esempio i dati sulle terapie intensive non c'erano, alla fine abbiamo chiesti, sono arrivati, ma quelli delle presenze giornaliere, non dei flussi che sono fondamentali. Quindi questo è un altro input che vi lancio, cioè non basta vedere i numeri sui giornali, non basta sentire che ci vengono snocciolati durante la riunione delle 18, ma vogliamo i dati aperti. Una cosa che ci stupiva molto era che anche all'interno dei ministeri, questo era un intervento del vice ministro della salute Sileri, anche io li vorrei più precisi i dati.
Ok, molto bene, tutti li vogliamo più precisi e agiamo affinché li possiamo ottenere. La comunicazione poi di questi dati, no? Allora, qua vi ho messo, qui è come li comunica la Protezione Civile. Ancora oggi, se siete iscritti anche al canale Telegram del Ministero della Salute, più o meno questa tabellina poi si è arricchita di colonne ogni volta che un po' rompiamo le scatole. Questo è il governatore dello Stato di New York quando fa la sua comunicazione quotidiana o settimanale rispetto a come sta andando l'epidemia nello Stato di New York. Vi sembra già meglio, vi sembra già un po' migliore della Protezione Civile, ma c'è chi ha detto no, questi dati non sono semplicemente dei numeri, qua stiamo parlando di persone. Io per esempio prima ho detto una frase infelice, no? Cioè che i morti sono un numero che non serve, cioè, però stiamo parlando di vite perse e anche nella comunicazione di questi dati, sia a livello grafico che a livello insomma, informativo, è qualcosa di cui va tenuto conto, cioè non è un elenco di cose che stiamo dicendo come se fosse l'elenco delle cose che ho comprato al supermercato al mattino, stiamo parlando di vite umane. E questo cambiamento, diciamo, anche nella prospettiva della comunicazione può aiutare le persone a farsi sentire anche comprese, no? In quello che stanno vivendo. Questo è una correttezza numeratore e denominatore, lo dicevamo prima. Quanti sono? Io dicevo il numero non basta perché devo capire su che cosa, no? Su quanti sono casi confermati, su quanti tamponi fatti, morti, su quanti contagiati. Quindi attenzione a cercare sempre numeratore e denominatore. Purtroppo questo è un errore che i giornali ancora fanno tantissimo, ti dicono il numero unico. Questi sono stati anche grandi errori, diciamo, poi nella previsione delle curve delle seconde ondate, il non vedere, non far vedere, diciamo, anche il dato del tampone, quindi questo dato, il dato degli asintomatici, quindi far vedere le differenze all'interno di questi numeri. E poi anche qui la media mobile, no? A 7 giorni, cioè non dare il dato quotidiano che può essere, infatti molti dati, cioè a volte venivano distribuiti i dati con gli asterischi, oggi Regione Lombardia, Regione Sicilia comunica che si è persa 500 casi dell'altro giorno, quindi il dato giornaliero l'abbiamo visto anche col caso adesso della Puglia e sempre della Regione Lombardia che per sbaglio era stata in rossa troppo tempo. Questo è il problema è che non ci sono i dati aperti, se fossero stati aperti qualcuno se ne sarebbe accorto prima, non che da dicembre che vengono comunicati sbagliati. Quindi queste sono altre cose a cui fare attenzione e questo l'ultima slide che ho messo, è difficile, no? Capire, rendersi conto di quello che succede se lo vediamo come qualcosa di lontano da noi. Molte modalità di comunicazione dei dati, penso anche al climate change, no? Che è la seconda volta che mi viene in mente questo, insomma, un parallelismo di qualcosa che è molto difficile perché non è visibile. Se io ho la capacità di far capire che qualcosa che mi riguarda, che attorno a me ci sono moltissimi esempi di questo tipo, non solo sul Washington Post, forse posso aiutare le persone ad agire senza utilizzare la paura o il colpevolizzarle. Bravo. Grazie, veramente molto molto interessante. Ecco qua. Allora, ci siete? Mi sentite? Tutti? Sì. Vogliamo fare delle domande? Allora, Stefano, vuoi cominciare te con... Vediamo se ci sono, diamo tempo adesso agli studenti di... Guarda, ci sono due domande. Per adesso ho visto due domande. Clicco. Diamo la precedenza agli studenti. Non sono domande rilevanti. Non sono domande rilevanti, nulla. Diciamo, questa cosa è una vecchia storia. Gli studenti poi alla fine le domande non le fanno. Però... Che siamo stati troppo, abbiamo detto tutto quello che si poteva dire. No, io faccio una domanda che è una cosa che la gente si fa spesso. Questo vaccino con l'RNA che è pericoloso, poi l'RNA va in giro. Allora vogliamo tranquillizzarli dicendo che l'RNA viene distrutto subito dopo che ha prodotto la proteina che deve produrre, è come un sistema cellulare assolutamente molto ben rodato. Sì, posso dire io una cosa. Di te.
perché io da quando, tu sai che ho lavorato tanto anche in laboratorio, e il nostro problema era proprio che l'RNA se ne andava al volo, cioè non sapevamo più come, perché le RNasi stanno ovunque, diciamo, e quindi c'avevamo questo problema che manipolare l'RNA era complesso perché se ne andava, e così succede pure dentro l'organismo. Però in più va aggiunto che la tecnica della manipolazione dell'RNA è vecchia, cioè per esempio la tecnica degli RNA interferenti, che viene oggi usata per fare farmaci, tra l'altro, quindi usare l'RNA per fare farmaci, è vecchia quanto il cucco. Ci hanno preso il Nobel nel 2006 chi l'ha inventata, o comunque ha studiato questa cosa, cioè quindi non è una tecnica nuova, è una tecnica nuova applicata alla produzione dei vaccini, ma dell'RNA sappiamo tutto, ecco, tu per primo, voglio dire, quindi questo in questo senso va tranquillizzate le persone, non va a finire dentro non so dove. Soprattutto viene c'è questo problema che non si integra, non va dentro le cellule, quelle germinali, per cui cioè, ci sono un sacco di fake news sull'RNA che vanno smontate, perché sennò la gente poi c'ha paura. Questo lo possiamo dire perché conosciamo bene i meccanismi con cui funziona questa cosa, giusto? Cioè come funziona l'RNA all'interno del corpo, eccetera. Sono i meccanismi che conosciamo. Sì. Non c'è stata una sperimentazione sul vaccino perché è la prima volta, però ne conosciamo bene i meccanismi, questo che ci vuoi dire? Assolutamente. Sarebbe fatto il vaccino, non sarebbe stata prodotta la proteina che deve essere... Ok, vedo una domanda. Cosa ne pensate della campagna di vaccinazione del Regno Unito? Che non capisco benissimo perché forse non so bene che differenza ci sia nel Regno Unito, ma se qualcuno di voi può rispondere. Dopo faccio io una domanda, Franco Ferrari. Okay. Stefano Vella, sai qualcosa? No, sì, il Regno Unito ha deciso in realtà di vaccinare più persone possibili con una singola dose. Almeno questo era, nel senso che intanto ti do un briciolo ti do un priming, come si dice da noi, ti do un po' di spike con cui il tuo sistema immunitario comincia a lavorare. E quindi preferisco avere più persone primed vuol dire la prima botta, e poi sperando anche, cosa che veramente è stata un po' vista, che l'eventuale infezione naturale di chi è stato vaccinato anche con una dose poi risvegli il sistema immunitario come fosse il booster, cioè l'infezione vera, se anche non fosse bloccata dalla prima dose, l'incontro col virus potrebbe invece a questo punto stimolare il sistema immunitario a rispondere e bloccarlo. Non ho idea, sai cos'è? La verità, questo è uno degli errori che abbiamo fatto, pure io, tanti, cioè parliamo come se fossero delle verità, non le nessuno ha avuto tanto il coraggio di dire io sta cosa non la so. Ecco, questo è uno dei problemi che nessuno di noi che vanno spesso, io cerco di andarci meno possibile in televisione, cerco di dire io non lo so, non ho la risposta, però certo questo non gli piace ai giornalisti. No, una cosa che è vera è che l'effetto vero dei vaccini si vede sul campo, da sempre è così, cioè i trial clinici per la registrazione sono una cosa e poi c'è quello che si chiama la real world. Guardate cosa sta succedendo in Israele, dove hanno vaccinato, sono arrivati tipo al 70% della popolazione, si sono svuotati gli ospedali.
quella è l'impatto, quella cosa che facevo vedere prima sull'HIV. Al di là dei trial, quello che è stata incredibile è stata la real world, cioè la curva dei morti che andava giù. Quindi noi speriamo che vaccinando perlomeno le persone più fragili si svuotino gli ospedali, salvo varianti. Ecco, detto così. Franco, volevi fare una domanda? Sì, volevo parlare un momento di quello che si sta facendo per la cura, per la terapia. Ad esempio, il distanziamento, ad esempio, e ospedali dedicati esclusivamente alla cura del virus. Io da veneziano ricordavo ancora che erano aperti, non so se i medici lo sanno, e mi rivolgo soprattutto al professor Vella, noi avevamo 2 isolette, Sacca Sessola e la isola delle Grazie, che erano dedicate... Ma per la peste, per la peste. No, fino agli anni 70. Tubercolosi era a Sacca Sessola. Io avevo un amico che andava a trovare negli anni 70, quindi l'ospedale adesso è diventato un albergo Hilton, non lo so, Marriott, qualcosa del genere. E poi ne avevamo un'altra isoletta molto più vicina alla Giudecca, Le Grazie, che dal nome stesso, diciamo così, era dedicata per le malattie infettive, e anche là sono andato a trovare un amico fino al 2000 per il tifo. Ecco, quindi c'erano queste strutture che adesso sono state abbandonate, ma fino a recente, perché le Grazie, mi ricordo benissimo, doveva essere aperta fino al 2000-2002. Cose di questo genere. Sarebbe opportuno rientrare in questa logica preventiva e avere degli ospedali isolati e dedicati alle future pandemie? Punto di domanda al professor. Ah, sicuramente, no, quello sicuro. Già adesso molti ospedali si sono organizzati separando, diciamo, il percorso Covid dagli altri percorsi, perché noi sappiamo, come è stato detto, che impatto terribile sulle altre patologie ha avuto l'intasamento degli ospedali, cioè abbiamo perso milioni e milioni di visite di prevenzione, gli oncologici, nessuno andava più in ospedale. Adesso sono stati abbastanza separati, cioè c'è il reparto Covid staccato e il reparto invece ordinario che dovrebbe funzionare per tutti gli altri pazienti. Non è facile, devo dire la verità, in questo senso. Sa che cosa funzionava meglio? Funziona meglio il vecchio ospedale tipo il Policlinico Umberto I, dove io ho lavorato per 20 anni, perché era fatta a padiglioni. Cioè, allora, i vecchi padiglioni che dicevamo, vabbè, ma questa è roba degli 800, adesso invece il padiglione potrebbe essere, diciamo, la via, perché adesso gli ospedali sono tutti un blocco e quindi difficile, i percorsi non sono facilmente differenziabili. Le ricordo appunto che forse conoscerà anche lei, l'ospedale al Lido di Venezia era fatto a padiglioni. E quindi... ma tanti ospedali, ma come il Sant'Orsola è fatto a padiglioni, sono i vecchi ospedali, il Sacco, tutti gli ospedali del Novecento sono a padiglioni, che certo non sono buoni per la gestione, perché la sala operatoria, io mi ricordo c'erano dei sotterranei nel Policlinico Umberto I a Roma, che con tutti i topi, in cui dovevi andare con queste barelle e portarli nelle varie, cioè a fare le varie cose. Allora si è detto no, il padiglione non funziona. Adesso però forse, diciamo, potrebbe far parte della preparedness, quella cosa che dicevo, cioè cerchiamo di fare delle strutture pronte per rispondere alla futura epidemia che verrà. C'ho 2 domande da parte di... Grazie professore. Il tasso di mutazione del Covid renderà necessario un periodico cambio dei vaccini, visto che quelli vecchi potrebbero non essere meno efficaci. La faccio in generale a tutte e 2, Corbellini e anche questo, farla direttamente a tutte e 2. Sì, possono... quindi... Assolutamente sì, basta. Poi c'è scritto, è vero che alcuni virus scompaiono da soli perché non possiamo pensare che anche questo virus possa diventare irrilevante in poco tempo.
come fece la SARS, forse perché, sto leggendo scritto piccolissimo, risulta più difficoltoso dato che l'elevato numero di casi asintomatici, mentre la SARS è più sintomatica. Sì, è così. È una cosa che avete già più o meno detto, insomma. Sì, è così, è così. Sì. Io volevo fare una domanda alla Donata Columbro. La domanda è questa, diciamo, se ci avete, visto che parlate di comunicazione con i giovani anche un po', no? Se avete un feedback di quello che i giovani sentono rispetto a questa pandemia, perché certe volte uno viene sorpreso dal fatto che, per esempio, io pure abito in un quartiere molto popolato, vedi questi caffè, questi bar, tutti pieni di ragazzi seduti a molto meno di distanza di 1 metro di sicurezza, tutti senza mascherina, con la mascherina sotto come la cravatta. Ci sono dei dati su questa cosa qua? Ma pensiamo a come è stato comunicato il pericolo del contagio per i più giovani. Cioè, fin dall'inizio si è detto che il pericolo lo correvano gli anziani e le persone fragili. Cioè, questa era una cosa che fin da subito. Oggi, a parte l'estate in cui appunto si parlava di mediana e c'era il dato dei 40 anni, no, dei contagiati, e alcuni articoli molto shock, madre di 25 anni muore di Covid, cioè questi titoli per alimentare appunto l'angoscia. Ancora oggi la comunicazione che ne viene data, quello che si dice della pericolosità non fa riferimento a... non prende in considerazione questa fascia d'età. Quindi dal mio punto di vista non ho un riscontro, non ho parlato con sedicenni, non ho raccolto dati su come la vive un sedicenne o un diciottenne, ma è normale che anche rispetto all'incongruenza delle misure, no, che venivano date, si può giocare a calcio ma non si può andare a scuola, si può stare all'aperto, cioè nel momento in cui devo decidere che cosa devo fare, a un certo punto una via d'uscita rispetto alla situazione che sto vivendo la devo trovare, e quindi se è permesso andare al bar, se non posso, la mascherina la tolgo, che è una cosa che ho visto fare in tutte le età veramente, purtroppo anche telefonando appunto a Natale a persone che conoscevo, le beccavo in videochiamata a persone molto più grandi di diciottenni. Secondo me è l'incongruenza del messaggio, no, che non fa capire il significato del distanziamento. Per esempio all'aperto, insistere sulle folle all'aperto che vanno a fare shopping. Allora intanto se è aperto, cioè se si può fare, è normale che le persone magari che vivono in periferia, che non hanno insomma un luogo dove passeggiare sotto casa, si riversino tutte nello stesso posto. A proposito di ventenni, ho letto una bellissima lettera di un lettore del quotidiano Domani, pubblicata domenica. Lui vive in Umbria e dice: ho 20 anni, vivo in Umbria, il lockdown mi ha devastato, perché il pensiero di non poter uscire di casa, di non poter fare... L'unica cosa che facevo era camminare attorno alla casa. Poi ho scoperto i sentieri da trekking e ho capito che il divieto, per esempio, dell'attività motoria all'aperto, dell'attività, poi ci sono regolamenti comunali che sono più stretti di quelli appunto di quello che si può fare rispetto al colore delle regioni, che il senso del vietare lo stare all'aperto, ma tenere aperti i negozi, forse non è qui che dobbiamo insistere. Quindi io... la politica accusatoria di cui ogni tanto ognuno di noi, secondo me, tende a fare, no? Verso gli altri, un po' perché vede se stesso rispettare le regole o è preoccupato per la salute dei più cari, va bilanciata con quello che ci viene detto. Cioè si possono fare alcune cose ma altre no. Qual è la logica e qual è, su quali dati, no? A un certo punto sono stati chiusi i teatri ma non le chiese. È iniziata a circolare un'infografica che diceva: nei teatri non ci sono stati contagi, e lo dimostro. Questa infografica era stata diffusa dall'associazione o comunque dal sindacato dei teatri italiani. È ovvio che io racconto quello che voglio raccontare, no? Non era una raccolta dati ufficiale, però è anche vero che se io governo, prendo una decisione e impongo delle regole, devo far capire su cosa mi sono basato. Può anche essere, come diceva prima il professor Bella, il dire: guardate che non lo sappiamo.
Cioè in questo momento non sappiamo tracciare a questo livello se il contagio è avvenuto andando a una mostra o andando a teatro, perché magari quelli si sono incontrati in macchina per andare a teatro, quindi il problema era stare in macchina insieme, non dentro il teatro che invece è ben Beh, infatti distanziato. questo è vero, sì, sì, ma anche è la stessa cosa delle scuole. Esatto, Sì, come sì. faccio a La sapere? stessa cosa del teatro, perché certo Del bisognerebbe avere la museo. mascherina, perché dentro seduto, dentro al teatro, con la mascherina non infetti. Anzi, oggi è uscita dall'NIH, insomma, questa cosa, che bisognerebbe, se uno usa 2 mascherine, sei protetto al 97%, però la gente poi non se le mette, buonanotte. O le Non se ne mette mette manco male. una, non se ne mette manco una. Quindi poter dire, cioè anche fare un tipo di comunicazione che ammette che alcune cose in questo momento non si possono sapere, quindi per precauzione questa cosa, guardate, Sì, non si bisogna può. parlare del principio di precauzione, non del dato certo, perché la gente a volte sul dato certo, se non glielo dimostri, non ci crede. Allora dice, guarda, per precauzione, all'aperto puoi andare, ma da solo. Cioè il trekking lo puoi fare, certo, sicuramente lo puoi fare il trekking. Ma io, per esempio, che ho un'età, così come Pieruccio, il mio amico Piero, io ancora non sono vaccinato, per cui sto molto in campana, diciamo, ecco. Io neanche, Diciamo, siamo in campana, sì. bisogna stare in campana, sicuro. Sì. Gilberto, a me mi ha colpito questo Novax antico che hai raccontato. Sì. Ci sono ancora alcune domande, adesso gli studenti li stai leggendo? Io svegliati. Ce n'è una un po' complicata che provo a leggervi. Nella prima ondata si andava avanti con la frase andrà tutto bene, nella seconda invece mi sembra che il pensiero comune sia quello di dire andrà tutto male. Da ciò mi sorgono 2 domande. La prima è se il peggio è ora, con migliaia di morti a causa del Covid, o il peggio deve venire per un tracollo dal punto di vista economico. La seconda, non capisco come secondo voi si può continuare a vivere senza chiudersi in casa, non si può aspettare che tutto finisca per tornare a vivere, si ha la necessità di vivere ora. È una domanda un po' complessa, non so chi ha voglia di dare qualche idea su questa. Il problema degli effetti collaterali, diciamo, del lockdown e di tutte queste cose è la prima domanda essenzialmente. Ma io penso questo, che se i vaccini funzionassero come alcuni promettono, io penso che appunto l'effetto poi lo vedremo nella popolazione, e quando caleranno i ricoveri e l'intasamento degli ospedali, quindi casi gravi, perché abbiamo vaccinato quelli che se si beccano il virus vanno a finire male, allora certo ci potrebbe essere una filosofia diversa, perché io non penso che rapidamente ce lo toglieremo di mezzo questo virus, quindi ci dovremmo combattere, ed è un po' la strategia che facciamo con l'influenza, cioè in realtà noi con l'influenza, quest'anno tra l'altro non c'è stata, ma insomma è quella di proteggere. Nessuno si preoccupa più dell'influenza, salvo le ore perse di lavoro, la febbre a 39, perché ci sono meno morti, perché i fragili sono vaccinati, almeno alcuni, perché purtroppo c'è anche molta poca vaccinazione influenzale nel nostro paese, ma insomma non è copertura totale. Però io temo che poi dovremo in un certo senso convivere con questo virus per tanto tempo, così come conviviamo con i coronavirus umani. Non credo che riusciamo a farlo fuori dappertutto. Mi preoccupano le varianti, perché potrebbero quelle inficiare l'effetto dei vaccini. Ci sono un altro paio di domande, ma me ne è venuta in mente una, se posso. Guardando una delle diapositive, che non mi ricordo più se era di Vella o Corbellini, forse di Vella, c'era quel grafico bellissimo con le pallozze grandi e piccole che indicavano quanti morti avevano fatto le diverse pandemie, diciamo.
E quella del Covid era una pallina molto piccola. Perché abbiamo reagito in un modo così forte a questo del Covid e non altrettanto ad altre precedenti? Qual è la differenza? È una bella domanda, perché se uno va a vedere il numero di morti, che comunque sono alti rispetto alla popolazione, certo il Covid non ha fatto un numero di morti equivalente all'AIDS, per esempio, che ha ammazzato 50 milioni di persone. E per fortuna l'AIDS non si trasmetteva per via respiratoria, se no eravamo morti tutti praticamente. Quindi certo, che dire, ci vorrebbe qui un antroposociologo per spiegare questa situazione qua. È vero che i morti sono stati tanti, ci sono stati anche altrettanti morti perché non sono stati curati, attenzione, ci sono doppie cose. E certo le terapie intensive fanno impressione. Ognuno di noi ci ha avuto parenti, amici che ci hanno avuto il Covid, quindi bisogna capire perché effettivamente il Covid ha avuto un impatto così importante, un po' perché non ce l'aspettavamo, forse questo è vero. Non so, certo non so rispondere esattamente perché c'è stato questo impatto psicologico, diciamo, così forte, pur tenendo presente che effettivamente gira e come morti ce ne stanno. Io devo dirvi la verità che ho visto negli ultimi giorni un calo, ma non in Italia, perché appunto io mi scoccio sempre di andare a vedere, come diceva Donata, i dati local. Parliamo tutti di dati, ognuno parla dei dati suoi, no? Ma questa è un'epidemia globale, quindi è difficile fare i conti con la propria, come si dice, con la propria... Poi ci sono un sacco di altre cose che danno fastidio, per esempio, ecco, una cosa che io dico sempre è sulla comparazione tra i vaccini, no? Questo discorso della comparazione dei vaccini è sbagliata, perché dal punto di vista scientifico questi trial non sono paragonabili tra di loro, non sono paragonabili. Cioè il 90%, lo Sputnik, quell'altro il 91%, cioè non sono paragonabili perché i pazienti sono diversi, gli endpoint sono diversi, le popolazioni dove sono stati fatti i trial sono diverse, e è come dire che la Juventus ha battuto 5-0 il Crotone, però l'Inter ha battuto 3-0 il Crotone, quindi Juventus-Inter 2-0. No, perché è così, cioè non puoi generalizzare, bisognerebbe fare una vera systematic review, quella che si chiama la systematic review, ma non abbiamo in mano i dati per fare una vera systematic review, armonizzando i pazienti, la tipologia, gli endpoint, come si fa per i farmaci, per esempio, per alcune cose. Quindi anche questa è una cosa che sbilancia. La popolazione è molto smarrita da questi dati. Ora, che ci sia sicuramente dei vaccini che non funzionano su alcune varianti è sicuro, questo sì, perlomeno nelle fasi lievi, come la variante sudafricana. Però non sono comparabili, quindi io penso che l'effetto dei vaccini si vedrà soltanto con la vaccinazione di massa e l'effetto di popolazione. Questa è la population health, quella che si chiama così. Sì, perché penso che anche quello che è chiaro che il titolo virale, cioè quanti virus ti becchi, sono quelli che ti fanno andare o no in camera di rianimazione, no? Anche. Cioè, no, perché se no non si spiega questa differenza di età, di tutto della malattia. Sì,
Sì, e tra l'altro una delle cazzate, scusate la parola, tanto siamo tutti studenti, diciamo, che sono state dette, è proprio questa, cioè che sono stati paragonati pazienti diversi, che non sono paragonabili. Quindi è vero che la carica virale conta. Oggi abbiamo visto che dei farmaci che ci sono in giro non abbattono la carica virale, e questo preoccupa tantissimo. La carica virale è quella, diciamo, nasale, che però non è come quella dell'HIV, che la pigli nel plasma e conti le particelle virali del plasma, quelle sono paragonabili. Questi altri non lo sono, ecco, non lo sono per niente. Quindi, ecco. Una domandina sulle terapie. La terapia in uso adesso per i malati di Covid, si parla di monoclonali, cose di questo genere, sono terapie testate che hanno avuto già un certo successo o siamo proprio agli inizi? Grazie. Siamo agli inizi, io penso, nel senso che io ci credo molto ai monoclonali, l'ho studiati quando ero piccolo, io stavo a Filadelfia nell'81, facevo i primi monoclonali umani, li avevo fatti là. Ora, i monoclonali sono una potenza, però i dati, quelli pubblicati, non sono fortissimi. Questo, c'è stata una gran polemica sull'AIFA che non l'aveva registrato, non l'aveva autorizzati, eccetera. Ci sono molti dati aneddotici invece della pratica clinica, in cui effettivamente su alcune persone funzionano molto bene, su altri no. Bisogna continuare a fare gli studi, pur mettendoli a disposizione, magari per alcuni casi particolari non si capisce bene se bisogna darli prima, dopo, tenendo presente che i monoclonali sono infusionali, e purtroppo una cosa che non abbiamo sono i farmaci. Perché stranamente si è andati più veloci col vaccino che non con i farmaci. Cioè oggi ci sono un sacco di farmaci di supporto, cioè quelli che servono per risolvere la tempesta citochinica della polmonite, cioè benissimo, l'eparina, il cortisone, però sono farmaci di supporto. Farmaci antivirali, cioè solo il remdesivir, che ha un'efficacia, diciamo, relativa, forse anche lì bisognerebbe capire quando darlo, ma i dati sono, diciamo, è registrato e va benissimo, però mi aspettavo una cascata di farmaci anti-coronavirus che non c'è stata. Grazie mille, professore. Io volevo provare a rispondere alla domanda di Polizzi che ha fatto prima sulla differenza dal mio punto di vista. Potrebbe essere il fatto che oggi, cioè accorgersi dell'epidemia 100 anni fa e accorgersi dell'epidemia oggi è una questione totalmente differente, no? Il viaggiare della comunicazione, il monitoraggio di quello che succede negli altri paesi, seppur abbiamo iniziato con un paese che non comunicava tutto quello che stava succedendo insomma nella loro condizione. Quindi l'Italia forse che viene elogiata perché ha agito per prima tra i paesi europei e poi tutti gli altri hanno seguito, ha dipeso sia probabilmente dalla tipologia di conseguenze che aveva questo virus nelle persone e inizialmente dei molti errori che sono stati fatti anche proprio negli ospedali nel trattare i pazienti, quindi l'alto picco di morti perché non si sapeva proprio neanche come metterli, e questa comunicazione, quindi questo tam tam, no, che si è diffuso di guardate cosa sta succedendo, ha fatto sì che ha reso visibile una cosa che magari anni fa, 100 anni fa, non sarebbe stato possibile capire che in un paese preciso del mondo stava accadendo quello e bisognava essere allertati. Poi oggi con l'OMS, insomma, che
da uno sguardo globale. Poi stiamo parlando appunto di non è un qualcosa di visibile perché il virus non si vede, ma quello che è stato immediatamente chiaro era che se non si agiva in qualche modo, insomma, le barelle nei parcheggi o comunque le persone, no? L'altra comunicazione era non solo appunto le persone malate di Covid, ma tutte quelle che per esempio per un anno non hanno potuto fare le solite visite, gli esami, le operazioni rimandate e i morti che abbiamo avuto anche per chi è stato poi appunto non curato per le altre sue patologie causa intasamento delle terapie intensive. Quindi l'unico dato visibile, ne avevamo parlato anche con Polizzi, che è quello che allerta tutti e che effettivamente fa scattare, purtroppo in ritardo però, quindi questo è l'errore che io imputo forse a chi governa, quando è troppo tardi si arriva a dire abbiamo le terapie intensive piene, ma 5 minuti prima non si poteva vedere, è quello che fa scattare delle misure che per altre situazioni non ci sono. E in più il fatto che sì, anche insomma, le malattie respiratorie che vengono causate dall'inquinamento esistono, ma purtroppo, e qui ci sono insomma, professori più esperti di me che possono correggermi, non è qualcosa di immediatamente correlabile. Quindi ho preso questa malattia perché ho respirato PM10, mentre il virus è intercettabile, quindi anche dire questi malati sono quelli Covid è un po' più semplice rispetto al resto delle patologie. Bene, altre domande? Dunque c'è uno spettatore che dice: il vaccino mRNA protegge solo dalla malattia o ne blocca anche la contagiosità? Non lo sappiamo ancora. Una bella domanda, sì, appunto, non la sappiamo completamente. Io personalmente penso che non è solo il vaccino mRNA, anche quegli altri che dovrebbero arrivare, che siano stati registrati. Allora, io penso questo, che sicuramente i vaccini dovrebbero proteggere dalla malattia, e questo è quello che i trial sono stati fatti su quello, sono stati fatti proprio fondamentalmente sulla malattia. Però io penso che se un'immunità importante venisse stimolata da questi vaccini, allora anche l'eventuale contagiosità si abbatterebbe. Perché? Perché come il virus entra, c'è un sistema immunitario che ne blocca la replicazione. Adesso stanno facendo dei vaccini, per esempio io ho fatto la tesi sul vaccino influenzale intranasale. Sapete che ci sono dei vaccini che adesso vengono dati a livello nasale. Perché? Perché l'immunità, si sa, quella migliore è quella alla portal of entry, si dice, cioè quella alla porta d'ingresso. Però si è visto che molti di questi vaccini stimolano poi anche la produzione di anticorpi tipo IgA, e quindi io penso che la risposta pronta del sistema immunitario nel caso che un vaccinato venisse in contatto col virus lo abbatterebbe anche localmente, quindi lui non sarebbe più un trasmettitore, avendoci un'immunità forte, se questa immunità forte venisse dimostrata. Quindi io penso che perché abbiamo delle dimostrazioni anche di altri vaccini. Il vaccino del morbillo che è un vaccino che viene fatto intramuscolarmente, quindi non viene fatto dentro il naso, comunque abbatte anche la trasmissione, si è visto. Quindi, così come anche il vaccino influenzale, in realtà abbatte la trasmissione a livello di popolazione. Quindi la mia speranza è che abbatta anche tutti questi vaccini, abbattano non solo la gravità, che ci serve per far salvare la pelle alle persone, ma anche la trasmissione del virus. C'era una piccola domanda: si possono vaccinare i neonati? È una curiosità di una ragazza. Non abbiamo tanti dati, non abbiamo i dati, quindi ecco, diciamo che questo è uno dei motivi per cui alcuni vaccini non sono autorizzati per alcune popolazioni, perché non ci sono abbastanza dati, non perché teoricamente non funzionino. Ecco. Diciamo il problema sono i giovani. I portatori sani, professore, i portatori sani. C'è uno
una statistica, c'è qualche studio sui portatori sani? Beh, c'è qualche studio dentro i grandi studi vaccinali, c'è anche, diciamo, una parte di popolazione che è stata studiata per la presenza del virus, no? Quindi senza che stiano male, ma anche per la presenza. Però, come al solito, i dati non sono tanti, sembrano tanti, cioè abbiamo fatto uno studio da 40.000 persone, ma 40.000 persone sono poche, adesso per capirsi, per andare a vedere, tant'è vero che la differenza di efficacia tra il placebo e il vaccino, beh, in alcuni di questi studi è piccola, cioè 89 casi di infezione versus 13 su 40.000, sto dicendo. Quindi è certo, perché quando fai il trial vaccinale che cosa aspetti? Aspetti che qualcuno si infetti, mi segui? Cioè, che noi vaccinologi, io mi occupo più di farmaci che di vaccini, che cosa aspettiamo? Corbellini, aspettiamo gli eventi. Cioè un trial che non ha eventi non lo riesce a valutare, quindi in realtà dipende pure dal numero di eventi. Per questo i trial sono stati fatti nei posti dove il virus circolava a bomba, in Brasile, in Sudafrica, in America, perché noi abbiamo bisogno lo statistico del trial c'ha bisogno degli eventi, se no non può fare i conti, ecco, per capirsi. E non sono tantissimi i trial con gli eventi, cioè dentro, datevela a vedere, qualche cosa c'è, insomma, gli eventi sono appunto 36 versus 9. Allora, 36 versus 9 vuol dire che è efficace al 60%. Un'altra cosa che la comunicazione dovrebbe dire, perché in alcuni casi molta gente mi chiede, dice, ma che vuol dire essere che c'ha una protezione del 60%? Non vuol dire che tu sei protetto al 60%, cioè non vuol dire che vuol dire semplicemente che 6 persone su 10 sono totalmente protette e 4 no, ma non è che tu c'hai una, come posso dire, una protezione parziale. Ecco, quindi questo 60% non è la tua protezione, è la protezione del trial. Però molta gente dice no, io voglio essere protetto al 91%. Ho capito, ma è una cosa diversa. Non è che tu se sei protetto totalmente. Ecco, non so come dire. Grazie mille. Come siamo coi tempi? Vedo ci sono diverse... Sì, siamo bene coi tempi. Qualche altra domanda possiamo leggerla. La leggi tu, Piero? Sto guardando perché... questa mi interessa. Ho visto che l'obesità è vista come fra le priorità vaccinali. Quanto incide sulla mortalità questa condizione? Abbastanza. Incide. È una delle priorità, non è la prima, però si è visto che molte persone che sono morte erano obese. E tra l'altro bisogna pure chiarire che non è un problema di età, questa è un'altra cosa importante. Tanto è vero che la lista delle priorità fatta dal Ministero comprende gente con insufficienza respiratoria, indipendentemente dall'età. Cioè non è che sono solo i novantenni, gli ottantenni, ma ci sono un sacco di persone che hanno delle morbidità importanti, insufficienza respiratoria, gli oncologici, i diabetici. Quindi queste sono persone che muoiono anche da giovani. Scusa, questa è una cosa importante da spiegare anche ai giovani che dicono vabbè, ma io che c'entra, ho 40 anni, che me frega. No, perché se tu non lo sai, se sei diabetico muori pure di Covid anche a 40 anni, non c'è bisogno che arrivi a 80 anni. Certo. Era una domanda interessante, Piero, non so se vi è arrivata. Hai visto adesso? L'ultima. Non la vedo. Aspetta. L'ultima. Pensate che la strategia nazionale dovrebbe concentrarsi. Quale domanda? Franco, leggila te, scusa. Non la vedo più adesso, mi è scomparsa. Aspetta. L'ultima che vedo è questa: vorremmo conoscere l'efficacia reale o meno del plasma di coloro che già hanno avuto il Covid. Ecco, sì, era proprio questa. Quali sono i studi in merito? Allora, ci sono stati studi che hanno detto che non funziona, altri studi che hanno detto che funziona, ma dipende
dalla qualità del plasma, perché molte volte abbiamo fatto queste trasfusioni di plasma di persone guarite senza misurare la quantità di anticorpi neutralizzanti che aveva questo plasma dentro. Quindi un plasma ben pieno di anticorpi funziona, anche lì bisogna capire quando darlo, se troppo presto o troppo tardi. Comunque diciamo che tutto questo potrebbe essere superato dai monoclonali, però monoclonali che dovranno essere dati a cocktail sicuramente, se visto, perché se il singolo monoclonale poi becca la spike mutata non serve a niente. Ecco, quindi quello che stiamo cercando di fare sono dei trial. Io faccio parte di questi trial europei, Solidarity, Discovery, quelli grossi, che però adesso stiamo cercando di far partire un trial su monoclonali. Come funzionano questi monoclonali, mi chiedono qua gli studenti? Beh, i monoclonali funzionano come tutti i monoclonali, nel senso che loro sono anticorpi tutti uguali, come fossero tutti soldati uguali, che vanno diretti contro l'antigene verso il quale sono stati prodotti. Se l'antigene è mutato non servono a niente, e si è visto che alcuni hanno perso efficacia, cioè una variante che ha quell'antigene mutato non gli fa niente il monoclonale. Per questo bisogna fare probabilmente dei cocktail di monoclonali, affinché siano efficaci. Quindi probabilmente dovremmo fare, vedete, però il monoclonale innanzitutto va fatto endovena, dura tanto, che un monoclonale dura un mese addosso, ecco. Sì, sì, quindi questo, se uno dice lo dobbiamo fare molto precoce, beh, bisogna che c'è qualcuno che lo va a casa a fare l'infusione, e qui no, dico per dire, oppure insomma, quindi non è facilissimo. Hanno pure un loro costo, ma se salvano la pelle, bene, non è quello il problema. I monoclonali funzionano sul cancro, hanno fatto dei miracoli, quelli che sono stati fatti adesso per il cancro, però hanno meccanismi d'azione diversi, sono stabili, diciamo, non mutano, cioè non hanno un bersaglio che muta più di tanto, quindi e poi devo dire che molti monoclonali sono usati per esempio per la rabbia. Voi sapete che la rabbia dopo la morsicatura viene curata col monoclonale, ma anche il virus respiratorio sinciziale, sapete che dà la polmonite nei neonati, beh, ci stanno i monoclonali per l'RSV, salvano la pelle ai neonati. Quindi voglio dire, i monoclonali sono stati già usati in terapia, non è che così come il plasma, mi ricordo c'era il siero de cavallo, si dava, no? Vi ricordate? Quando negli anni 50-60, Corbellini se lo ricorda benissimo, si usava il siero. Non sono così vecchio, il siero antitetanico. No, però leggi, non sei vecchio, ma leggi. Io me lo ricordo che ho avuto uno shock anafilattico quando sono stato all'ospedale per diverso tempo, perché mi ero fatto male, mi hanno fatto il siero antitetanico. Poi ci sono le immunoglobuline anche, no? Adesso stanno facendo le immunoglobuline anti-Covid, le iperimmuni, che anche le immunoglobuline vengono usate, insomma, quando ti fai male, devi fare il vaccino del tetano, in ospedale ti fanno pure le immunoglobuline per proteggerti prima che il vaccino funzioni, no? E quelle sono immunoglobuline iperimmuni, cioè come il plasma concentrato, per capirsi, però non sono state ancora registrate. Vedo una cosa interessante, se posso, chiedono di approfondire il discorso delle limitazioni del potere del Big Pharma, cioè la cosa a cui ha accennato il professor Vella quando parlava del bene comune, dei farmaci come bene comune. Cosa si può dire di più su questa cosa? Allora, questo è un discorso che stiamo affrontando tantissimo adesso a livello ma anche a livello di G20 ci sono tante, io mi occupo di T20 che è un'altra cosa che cioè questo discorso delle patents, diciamo, della proprietà intellettuale, no? È un vecchio problema. Devo dire che io faccio sempre l'esempio dell'AIDS, perché lì il problema della proprietà intellettuale è stata superata per i paesi poveri. Cioè c'è stata una negoziazione dei brevetti, a volte anche dati dall'industria stessa, dopo un po' di resistenza iniziale, perché tanto quello non era un mercato, hanno dato il brevetto di un farmaco ancora non scaduto alla
al genericista indiano, che ha prodotto su licenza quel farmaco vendendolo a un costo che è 1/1000 del costo occidentale. Allora, molti dicono no, aboliamo i brevetti, e devo dire che per l'AIDS è stato fatto proprio una specie di delibera del World Trade Organization, che diceva che in caso di emergenza si può saltare per chiudere l'emergenza il discorso dei brevetti. Ecco, non è semplicistico, cioè voglio dire, non si può dire aboliamo i brevetti, perché si sa che non è possibile, diciamoci la verità, per tanti motivi. La proprietà intellettuale è anche quella di chi scrive i libri. Allora, però qui stiamo parlando di beni di salute, però nello stesso tempo è giusto pure proteggerla entro certi limiti. Bisogna proteggere la proprietà intellettuale sperando che non si esageri, ecco, non so come dire, che questo potere monopolistico non faccia un disastro a livello di prezzi e di mercato. Però va protetta, perché se no l'industria poi non investe, benissimo. Ci sono stati dei sbarellamenti, diciamo, sbarellamenti vuol dire che qualcuno ha esagerato. Allora, secondo me è un discorso che va affrontato con giudizio, come si dice, cioè bisogna dire, vabbè, vediamo in quali casi possiamo negoziare un passaggio dei brevetti ad altre strutture che possono fare la stessa cosa a prezzi. Però qui non stiamo parlando di farmaci chimici, cioè i vaccini non sono come l'aspirina che la può fare chiunque. Adesso, per capirci, ci vuole una potenza di fuoco, di qualità di produzione, sono farmaci biologici. Quindi non è che lo possiamo far fare a tutti i genericisti del mondo, capito? E quindi per questo, per esempio, alcune aziende che stanno facendo i vaccini stanno facendo degli accordi con altre aziende farmaceutiche che non hanno il vaccino, ma gli producono il vaccino, cioè fanno quelli che si chiamano i terzisti. Cioè io ti do la mia l'autorizzazione e mi produci 20 milioni di dosi e poi ti pago, chiaro, no? Cioè ovviamente... Ecco, sì, a questo riguardo, mi pare l'industria farmaceutica italiana sarebbe in grado di produrre i vaccini necessari per fare una campagna di vaccinazione. Ah no, mi scusi, sto in una call al telefono, mi scusi. No, l'industria farmaceutica italiana sicuramente la può produrre, però non ne abbiamo tante di industrie che sono in grado di produrre diciamo 250 milioni di dosi, ecco. Cioè, quindi puoi produrre il vettore, ci sono 2 o 3 aziende biotecnologiche che lo possono fare, ma possono produrre il prototipo. Poi se devi fare 1 milione di Fiat, ci deve avere la catena di montaggio, ecco. Cioè non la possiamo produrre la Ferrari sotto casa, ci metto 10 anni a mettere insieme i pezzi, ecco. Ci deve essere una catena di montaggio biotecnologica di altissimo livello. Noi adesso stiamo facendo una battaglia per addirittura sviluppare la produzione di farmaci biologici e anche dei vaccini all'Africa. Però ci vorrà tempo, cioè bisogna montargli la capacity, non so come dire, perché se no staranno sempre indietro. Grazie. Un'ultima domanda, Gilberto, che ne pensi se il genome editing ci può aiutare oppure no? Penso forse di sì, che dici? Lo sai, puoi saperlo più tu di me questo, ovviamente, che sei un biologo molecolare. Certo che il genome editing promette di riuscire eventualmente a introdurre a qualche livello con precisione delle modifiche eventuali in vettori piuttosto che piuttosto che trasformare il virus. Insomma, le possibilità del genome editing sono sterminate, cioè nel genome editing potresti anche immaginarti di costruire un sistema probabilmente al quale far produrre
degli anticorpi che sono precisamente mirati su dei profili del virus che mutano di meno, insomma, cioè puoi fare tante cose che in questo momento non puoi fare, perché in questo momento vai per tentativo, in buona parte vai per tentativo ed errore, o comunque usi quello che vedi meglio e che riesci a manipolare meglio e poi lo trasferisci in qualche contesto appunto sperimentale. Il problema vero, io penso, è che con cui abbiamo, cioè, i problemi secondo me con cui abbiamo a che fare sono due. Uno effettivamente è quello della mancanza di farmaci, cioè, però il problema di mettere a punto dei farmaci per i virus, come sa benissimo Stefano, non è la cosa più facile di questo mondo, insomma, perché i virus, insomma, sono delle macchine, soprattutto i virus RNA sono delle macchine sofisticatissime, e per andarli a stanare dentro alle cellule, insomma, devi essere capace, insomma, altrimenti puoi fare anche una strage, insomma, a livello del funzionamento normale dell'organismo. Però penso che in questa fase si è andati molto e si è puntato molto sul vaccino, ma probabilmente anche perché, tra virgolette, era la cosa più facile da fare, insomma, anche se c'è stato un investimento, una tecnologia importante. L'altro punto, io temo che sia quello che è stato più sottovalutato, perché, cioè, da storico della medicina, e io so che sin dai tempi della peste la comunicazione era un elemento molto importante nel governo sociale delle epidemie e delle pandemie. Cioè la comunicazione è il tasto più delicato, se tu vuoi, che delle società rispondano con dei comportamenti appropriati nella gestione di fattori di rischio. In questo caso devo dire che, a parte alcuni paesi, insomma, che lo hanno fatto un po' meglio, invece si è proprio, scusate, ora mi esprimo io con un termine come Stefano, si è stravaccato, insomma. Cioè, davvero una cosa, io sono rimasto veramente disgustato durante tutti questi durante questo anno, dal modo veramente, ma cioè, offensivo per le persone. Cioè, le persone vogliono avere delle informazioni che siano, diciamo, precise, e non possono ascoltare in televisione nell'arco di 3 ore 4 scienziati che sono pagati con soldi che dicono pubblici cose diverse e che dicono 4 cose diverse. Questo non è etico. Non si può fare una cosa di questo genere in un mondo che poi ha anche, diciamo, una cornice costituzionale democratica di un certo tipo. E l'altro punto è che in queste situazioni, lo sappiamo dai tempi sempre del passato, cioè è chi comunica il messaggio, non quello che è contenuto nel messaggio. Quindi si doveva fare, secondo me, prendere una persona o qualcuno di cui le persone comuni si fidano. È inutile proporgli R con 0, no, non R con 0 ma R con T, perché R con T in realtà la gente non capisce niente. Siamo il paese con il 50% di analfabetismo funzionale. Voi pensate che questi con l'analfabetismo funzionale capiscono almeno l'1% di quello di cui discutono Crisanti and Company? Allora si prende una persona, per esempio Piero Angela. Cioè noi abbiamo un servizio pubblico che viene pagato, e il servizio pubblico non ha fatto una trasmissione periodica, costante, in cui un signore di cui i cittadini italiani si fidano perché sanno che è intellettualmente onesto, che comunica bene, che usa i dati, eccetera, gli spiega come stanno le cose e suggerisce quali comportamenti adottare. Niente, grazie a voi. Grazie. Io vi saluto, Grazie. ma voi continuate. Grazie, professore. Ciao Donata. Ciao. Arrivederci.